L'amore per un figlio, avete sentito ieri, un altro femminicidio, suicidio, di tutto e di più, bullismo, quante brutte cose, ma soprattutto l'amore di una mamma per il proprio figlio. Una cosa incredibile e grande, penso a quella mamma con quel piccolino a Rovigo, la tragedia che si è lasciata, si pensa, cadere nel fiume, adesso sentiremo, vedremo. Però chi va a pensare, vedi questa creatura, questa mamma con questo bambino in braccio, perché l'hanno notata, chi va a pensare che lei ha deciso di farla finita con questo piccolino? Io non so più cosa pensare, certo che è un mondo veramente terribile e sono momenti terribili. Allora leggiamo questo libro di Il viaggio di mamma Teresa per trovare questo adorato figlio, questi 6 figli partiti in guerra, 5 sono tornati, ma Iadace non è tornato. Maria, così si chiamava la ragazza che mi comprò il biglietto del treno e partimmo per andare a Haipinan sulla tomba di Anadace. Il treno partiva la sera e sarebbe arrivato a destinazione la mattina seguente. Che notte lunga fu quella. Di tanto in tanto guardavo l'orologio e in alcuni momenti ero presa dal folle terrore che passassimo la località in cui ci dovevamo fermare. C'è anche la foto. Poi il tempo passò e venne il 1951. Rinnovai il passaporto in tempo per essere pronta nel mese di luglio. Lo mandai a firmare dagli alleati a Roma. Mi preparai ancora altri documenti che mi occorrevano e scrissi a Monaco alla signorina Maria, con la quale ero sempre stata in corrispondenza, avvisandola che il giorno 20 luglio sarei arrivata a Monaco. Mi rispose che mi attendeva, come pure mi attendevano a Haipinan, la signora Giustina e il signorino Otto. Sarei così partita più contenta, perché sapevo che tanto a Monaco come a Haipinan mi attendeva una cordiale ospitalità. Sebbene la lingua tedesca non la conoscessi, questo per me aveva poca importanza. Ormai sapevo dove andavo e da chi andavo. Infatti partii tutta contenta, sapendo che a breve sarei arrivata di nuovo vicino al mio Anadace. Giunsi a Monaco al mattino, mentre la signorina mi aspettava per la sera, e così le feci una sorpresa. Mi misi tranquilla seduta su una panca ad aspettarla. Così quando arrivò per lei fu una grande gioia vedermi. Mi abbracciò e mi chiese: «Come ha fatto, signora, a venire qui da sola? Ci vuole proprio coraggio». E le ripeto ancora che solo una mamma può fare questo. Parlammo per un po', poi lei riprese il servizio e andai con lei nel suo ufficio e quando non aveva da fare parlavamo del proseguimento del mio viaggio. Combinammo di dire alla direzione che io mi trovavo impacciata nel viaggio perché non sapevo parlare in tedesco, così lei avrebbe chiesto di accompagnarmi e avrebbe approfittato dell'occasione per andare 30 km oltre Haipinan a visitare una sua cugina. Ottenne questo permesso che per me era davvero tanto e quindi ci mettemmo in viaggio, in treno, come l'anno prima, con lo stesso orario. Detta questa paginetta, è un libro molto toccante perché rispecchia i viaggi che stanno facendo molte mamme con queste guerre terribili, con questi ragazzi. Pensate a quello che si è suicidato proprio l'altro giorno. Io veramente penso che per dei genitori perdere un figlio sia una cosa straziante di più e soprattutto la vicinanza che dobbiamo dare a queste persone, non girarci dall'altra parte quando le incontriamo per la strada, ma cercare di avvicinarle, di andarle a trovare a casa. Guardate che siamo troppo riservati e ho paura di disturbare, sempre questa paura. Io penso che una voce di conforto, tanto è vero che la prima voce è il sindaco, dopo arriva il prete, perché sono queste le voci. Allora ne parleremo questa mattina con 2 ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza proprio un sindaco, sapete che a Mirella i sindaci sono molto cari perché sono come quelli sul territorio in prima linea come la sottoscritta e tutto il mondo del volontariato, ed è Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto. Grazie sindaco. Buongiorno a tutti i telespettatori. Di essere qui. Allora sindaco, non so cosa provi lei in questo momento, però quando dico che siete voi i primi che devono andare a bussare a queste porte di queste famiglie disperate per la morte di questi ragazzi, ecco la parola che è una parola di ascolto, una parola di conforto. Ma cosa si può fare? Pensi, sindaco, che ieri ho chiamato una signora che seguiamo col Banco Solidale da tanti anni, che ha perso il marito, giovane, con 2 figli, uno dei quali anche con grossi problemi, e ha fatto il funerale.
E siccome non hanno possibilità, gli ho detto stai attenta, cerca di capire come comportarti. E lei mi dice ieri che lei ha fatto tutto, poveretta, cerca di pagare questo funerale a rate, però gli hanno detto, i servizi sociali, che doveva rivolgersi prima a loro, perché allora gli indicavano la compagnia che si occupa di funerali, l'associazione non so cosa, per avere il contributo. Ma scusa sindaco, gli ho detto, ma come? Ma se sono loro che ti seguono dall'inizio alla fine su mia sollecitazione, perché la cosa era veramente preoccupante. Ma come? Adesso ti dicono che dovevi andare prima a dire a loro che adesso bisogna vedere se c'è la possibilità. Ma quando sanno che c'è questo problema, scusa sindaco, che l'accompagnavano all'ospedale anche negli ultimi attimi di vita, dirai a questa povera donna da sola, che non ha neanche parenti vicini, no, cioè, con problemi che ha, guarda, se dovesse accadere, purtroppo questi sono i passaggi che devi fare per non trovarci dopo in condizioni, cioè, io penso che questo dovrebbe essere un compito di servizi sociali, sapendo la situazione di questa famiglia, questa donna da sola con 2 creature che bisogna seguirle, le stanno seguendo. Ma aspettano che faccia il funerale, che adesso ha preso anche a rate, poveretta, perché deve pagare a rate cercando di riuscire, ma sa che noi ci siamo comunque. Cioè io non riesco mica a capire, sa sindaco. Cioè la colpa è sempre di qualcun altro. Lei cosa dice? Lei un sindaco sa cosa... No, perché sono cose che bisogna anche dirle. Cioè lei, poveretta, ieri mi ha detto, sai, forse non so neanche se riesco a rientrare perché mi hanno detto che dovevo rivolgermi prima. Sindaco, tanto la ringrazio di essere qui. Ci mancherebbe. Intanto gli uffici sono fatti da persone e per quanto la burocrazia in Italia non manchi, io credo che l'umanità che deve esserci dietro un ufficio, ma all'interno di ogni questione dovrebbe essere la cosa più importante. Non posso entrare in merito nel caso, io so per quanto riguarda il mio comune, quello di Ponzano Veneto, non è la prima volta che paghiamo un funerale che si chiama funerale di povertà, proprio per questo motivo, che viene assunto direttamente dal comune. Sfortunatamente ne abbiamo dovuto far fronte anche noi recentemente, ma proprio perché bisogna anticipare le cose, avvisare la famiglia che quando accadrà il comune c'è, per quanto poi il funerale di povertà chiaramente impegna risorse minime e magari uno può aspettarsi un determinato intervento, ma insomma io credo che... È sempre una sepoltura dignitosa, diciamo. E anche un aiuto alla famiglia, quindi esatto. Le cose, anticiparle si può farlo, lo si deve fare, sta sempre nell'umanità delle persone, cogliere l'attimo prima che diventi un problema, perché poi è chiaro che quando è dopo è sempre complicato, perché a questo punto il comune non può assumere la spesa, può dare un contributo poi a chi sta spendendo. Chi sta spendendo però deve anche dimostrare che lo sta facendo, quindi se siamo in il solito cerchio che non si chiude è il cane che si mangia la coda, cioè queste cose vanno anticipate, perché se poi entriamo nella burocrazia siamo i primi che, ahimè ne facciamo parte, che ammetto che è complicato. Infatti voglio seguirlo perché vede sindaco, se parliamo di famiglie normali, diciamo, vabbè, tutto sommato ci arrangiamo. Il problema è quando ci sono famiglie con problemi, anche perché ho sollecitato più volte, cioè non è che ho lasciato chiamavo io personalmente, conoscendomi, attenzione, se c'è qualcosa chiamatemi, ecco faccio io anche una parte che non può fare lei perché anche mentalmente non c'era, morire questo uomo ancora giovane con 2 figli non è facile. Addirittura lei ieri mi diceva non posso neanche adoperare la macchina perché è intestata a mio marito, era intestata a mio marito. Complicato. Diventa tutto complicato, ma come dice lei, ma bisogna prevenire o no? Rinaldo, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vi voglio dirti una roba, a Venezia nel 1950 esisteva la compagnia di buona morte, che per i poveri, quando moriva un povero, che ne era tanti, va bene, in gondola io portavo a San Michele e se ne andava tutto ed era il comune, ed era un'associazione del comune che faceva il suo lavoro. Ma
e non avevamo niente, non avevamo la comunicazione, non avevamo niente, eppure io facevo. Adesso, con tutta la comunicazione, con l'intelligenza artificiale, ma non avevamo neanche un piantino di rispetto per chi che muore. Questa povera donna, dando andare a carità, per il suo marito, è una vergogna, è un'onta che abbiamo addosso tutti, perché ma è impossibile, Mirella, bisogna aiutarla sta gente, se non ti aiuti su questo momento qua, è un'assurdità. Ad ogni modo, Mirella, ti saluto, buona giornata, va bene, a te e ai tuoi aiuti. Ciao. Grazie caro Rinaldo. Il problema è purtroppo che nonostante tutto quello che si dice, avanti con la burocrazia, ma io penso, Sindaco, che se ognuno facesse il proprio dovere nella maniera giusta e corretta, i problemi non ci sarebbero. Poi il problema... basta un po' di coraggio, Bravissimo. perché la burocrazia a volte, non dico che si può accantonare, però insomma, siccome siamo in Italia e tutto si può interpretare, basta interpretarla, insomma. Anche perché se l'assessore o i servizi sociali hanno problemi, allora se i servizi sociali hanno problemi devono andare dall'assessore, se l'assessore ha dei problemi deve andare dal sindaco. Deve anche No, deve certo, dire al sindaco, una scala gerarchica è corretta. lui è responsabile della salute dei cittadini, ci sono due minori. Ma io credo che il signore qui al telefono ha dato una fotografia della situazione di oggi. Abbiamo i social, abbiamo i media, abbiamo l'intelligenza artificiale, come ha detto lui. Ci manca quello che c'era una volta, quello che in maniera anche così semplice era farsi gli affari degli altri, ma in senso buono, nel senso che ognuno sapeva dai vicini di casa e dei problemi, ed eravamo una società che non si chiudeva dietro la porta, ma che in qualche maniera aiutava anche il vicino, quello che ancora funziona nelle comunità montane, perché ho dei racconti molto belli, cioè dove ancora i valori dell'amicizia, delle solidarietà esistono. Noi li abbiamo persi per colpa del telefono, per colpa dei media che oggi ci assorbono, ma perché ci creano sta barriera. A volte è utile avere una barriera, perché ci mette dietro e finisce lì, e ognuno pensa a se stesso. Allora saluto e ringrazio anche Sergio Furlan, presidente Castaldo Menedas. Buongiorno Furlan. Microfono, non la sento, microfono. Mi sente? Adesso sì, Furlan, la sento. Allora, sì. Stavamo parlando della burocrazia, della sensibilità, del lavoro. Io vorrei chiedere a Furlan cosa sta succedendo, comunità montane, qui da noi sta succedendo veramente un disastro con i giovani, questi pochi, che qualcuno a mio avviso non vuole firmare, scusa sindaco se lo dico ma mi pare una roba strana, visto che sappiamo nome e cognome, sono recidivi, molti sono recidivi, però giustamente tra le leggi, la burocrazia e l'impossibilità, perché sono minori, di fargli capire che così non si può continuare, questi continuano a fare quello che vogliono, questa è la realtà. Tanto qual è il problema? Bisogna cambiare la norma, perché i reati adesso vengono fatti a una certa età, si abbassa l'età, insomma. Se la società è cambiata non possiamo avere le leggi del Regio Decreto, perché che oramai siamo ancora legati a questo. Allora Furlan, una volta non era così, io mi ricordo quelle immagini bellissime che lei ci ha mandato diverse volte di questo lavoro molto faticoso, di scendere questi fiumi con questi legni meravigliosi, non c'era tempo per pensare vado a rompere le scatole a qualcuno, faccio qualche atto di vandalismo perché così mi sfogo, tanto cosa devo fare, la noia. Forse una volta non c'era noia, perché? Perché c'erano poche cose, a mio avviso, ma importanti da fare, trovare il mangiare, lavorare, perché c'era pochissimo anche da mangiare, lasciamo perdere quelli che se lo potevano permettere, che quelli ci sono e ci saranno sempre. Ma la prima cosa era lavorare per dare dignità alla famiglia. Prego, Presidente. Allora ringrazio a lei e tutti i telespettatori e anche a lei dell'invito. Sì, Mirella, si ritorna sempre sull'ennesimo discorso dei giovani, però i giovani bisogna anche crederci, bisogna anche lavorare, e non voglio essere sempre noioso e ripetere sempre le stesse cose, però è dalla base, dalla scuola, da quando sono piccoli. Si è persa un po' la generazione e va recuperata, e quelli di adesso vanno coinvolti, e però una cosa, dobbiamo imparare
ad ascoltarli. Ad ascoltarli e coinvolgerli. È un lavoro duro, noi anche come associazione ci impegniamo anche per fare questa cosa. Adesso abbiamo avuto appunto elezioni nuove col nuovo appunto mandato, il nuovo direttivo, dove a far parte del nostro direttivo abbiamo inserito alcuni giovani e vediamo se questi hanno il coraggio e la volontà di mettersi in discussione, insomma, ecco. Sindaco, come commenta? Lei sta facendo molto, specialmente con lo sport. Io sono dell'idea, e lo dico sempre, che lo sport, la bellezza, l'arte salverà il mondo. Io sono convinta di questo. Basta però avere il coraggio, come dice lei, di investire, perché è facile parlare, ma bisogna che fai anche investimenti per dare la possibilità certo. a questi ragazzi di fare anche queste discipline sportive, anche perché costa, fare sport costa, le famiglie, come lei sa, tante non hanno la possibilità, però lei ha investito molto in questo, lei ci crede. Prego, Sindaco. Beh sì, riprendendo insomma ciò che è stato detto, alla fine serve investire nei giovani e bisogna avere il coraggio di farlo, noi innanzitutto, e dedicargli il tempo che oggi ci manca, ma a volte anche volutamente. E le attività in un'amministrazione comunale devono essere chiaramente oggi puntate ai giovani, che sono il nostro futuro, e oggi, ahimè, anche le nostre criticità più importanti. Lo sport, come la cultura, come le attività giovanili, sono l'unica marcia e l'unica attività che il Comune può mettere in campo. Poi sta alle famiglie e sta alla scuola contribuire, ognuno per le proprie responsabilità, nel ruolo educativo. Certo, oggi alla scuola gli manca l'autorevolezza forse, ma l'autorità gliel'abbiamo tolta noi come famiglie quando critichiamo continuamente l'insegnante o il sistema scolastico. E dall'altra parte bisogna avere anche il coraggio di una sfida. Adesso le generazioni cambiano in poco tempo rispetto a una volta, quindi probabilmente siamo noi che arriviamo da cambi generazionali lenti e non abbiamo il coraggio, forse abbiamo la paura, di affrontare un cambio più veloce. I giovani hanno una ricchezza che intanto è la loro gioventù, è la loro forza e sicuramente anche lo spirito di affrontare la vita come l'abbiamo sempre affrontata noi. È che siamo in due mondi diversi, completamente diversi, e dobbiamo riuscire a trovare un momento di incontro. È vero che sono due mondi diversi, però le risse ci sono sempre state, il problema è che finivano là, non c'era più... Non c'erano i coltelli, c'erano i coltelli, ecco, c'era la fionda, magari una volta si ricorda la famosa fionda col sasso, ora che la fionda in Scarsea, ma niente che... Invece andiamo a vedere queste risse in via Giorgetto a Treviso, si continua con queste risse su questo luogo, andiamo a vedere. Urla, botte, lanci di bottiglia, sono queste le sequenze di un ordinario sabato sera di follia in centro città, nel quadrante caldo di Piazza Borsa, piena zona rossa, con la questura di Treviso che ha visionato telecamere e raccolto testimonianze per circoscrivere una rissa che non è certo passata inosservata. L'area, arcinota alle cronache, è quella a ridosso del PAM. Qui una banda di giovani ha dato il peggio di sé, prima urlando e disturbando i passanti, poi venendo alle mani. Nemmeno l'arrivo congiunto di agenti delle volanti e pattuglie dei carabinieri ha fatto desistere i violenti. Ci sono volute calma e professionalità per calmare gli animi. Due i ragazzi bloccati di 25 e 22 anni, entrambi stranieri, ora denunciati per rissa e resistenza pubblico ufficiale, in corso di identificazione un terzo. Non solo, nei guai altri due giovani, un maggiorenne e un minorenne. Uno ha rivolto frasi ingiuriose agli operatori che stavano intervenendo, il secondo ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Per loro è scattata sia la denuncia che l'allontanamento dalla zona rossa, avendo già dei precedenti. Intanto, nel luogo della rissa, a terra ci sono ancora dei segni. È successo proprio qui, ma non è una novità, succede spesso. Praticamente ogni sabato pomeriggio ci sono queste risse. Quando hanno bevuto sono incontrollabili. E purtroppo il problema è quello. Per questo si chiede la linea dura, due le mosse principali. Intanto vietare la vendita di alcolici al supermercato qua vicino.
prima cosa, e poi essere più severi. Treviso non è un parco giochi per criminali, scrive il presidente del comitato Prima i Trevigiani Leonardo Campion, mentre auspica espulsioni più facili il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Di fatto il degrado c'è e si vede, dicono i residenti, basta guardare le scalinate che portano alla Camera di Commercio, sotto i portici, poi c'è chi staziona visibilmente alterato. Petizioni e lettere nel tempo si sono sprecate, ma l'impressione è che non basti. Di sera molte persone non passano di qua perché hanno paura. Ce ne sono tante, segnalazioni è stata fatte tante negli anni e ultimamente in particolare. Ultimamente la situazione è peggiorata. Sempre di più. Sembra che sia una gara tra queste bande di avere successo facendo risse. Allora, Sindaco Baseggio, quello invece che ho notato, avete visto questi carabinieri che cercano in tutte le maniere, che sono in difficoltà anche loro, perché bisogna che stiano attenti anche quando arrestano una persona, come l'arresta. Ma avete visto che cercano anche loro di capire come fare per paura di sbagliare, male, perché se sbaglia un colpo guai è... Allora, Sindaco, non sarebbe ora veramente... Perché io molte volte dico, prima c'era la sinistra buonista, adesso c'è la destra, ma vediamo anche che la destra ha grossi problemi per applicare le leggi, perché quelle sono le leggi che sono state fatte in Parlamento e quelle sono quelle che vengono applicate. E allora cosa si può fare, Sindaco? Perché il cittadino non può vivere con la paura di uscire di casa perché trova due, ce n'erano due, più altri due, ma 4... che mettono a fuoco e fiamme una città con problemi, ma si può, ma vogliamo dire basta, Sindaco? Secondo me bisogna, ahimè, dare più potere alle forze dell'ordine, perché non è possibile che qualsiasi delinquente, e non mi riferisco a questo, ma a tanto altro, ma anche a questo, si debbano usare i guanti bianchi. Non esiste, cioè anche il fatto che uno si rifiuti di dare delle generalità, ma anche in questi giorni si parla tanto dell'ispezione che l'eurodeputata ha ricevuto, cioè siamo tutti uguali, siamo tutti di fronte alla legge, e per quanto mi riguarda le forze dell'ordine, se devono controllare qualcuno o qualcosa, lo fanno, perché devono garantire anche la pubblica sicurezza di tutti, che sia un onorevole o che sia l'ultimo l'uomo della terra, cioè il fatto di porsi sempre per il fatto che uno, se vuole, non dà i documenti, se uno vuole fa quello che vuole, se uno vuole si rifiuta anche di accogliere alcol test magari quando viene fermato. Cioè qui abbiamo uno Stato di diritto dove ci sono le regole e si applicano. Non dico che deve intervenire la celere sulle piazze come usavano negli anni 80 e 70 con i manganelli, ma forse qualcosa in quegli anni si risolveva, nel senso che lo Stato arrivava, separava le persone, prima con le buone, poi con le cattive, e finiva lì. Qui alla fine i cattivi vincono, perché i carabinieri, se per sbaglio, ammanettandoli, fanno del male, anche rispondono. Poi è chiaro che possono capitare anche fatti gravi, come è avvenuto quel poliziotto che ha sparato, e abbiamo scoperto che l'ha fatto volutamente, e poi alla fine ci sono sempre delle persone sbagliate nel posto sbagliato, però questo non vuol dire che non bisogna dare pieno potere alle forze dell'ordine. Sentiamo anche il Presidente Sergio Furlan. Presidente, vedendo queste immagini, avete visto con i carabinieri anche loro che facevano fatica a capire come muoversi, perché se sbagliano pagano, ma sono situazioni veramente, questi hanno veramente insultato, ne hanno fatto ubriachi, qualcuno si conosce, ma chi se ne frega, zona rossa, non zona rossa, io ci vado e faccio quello che voglio. Ecco, lei invece che sta veramente vedendo alla luce con le immagini, anche se vedremo se riusciremo a mettere i nostri bravi registi, il bravo regista Italo Morari riuscirà a trovare di quello che fate voi, ecco, anche basta, perché non se ne può veramente più dei ragazzini, perché alla fine sono ragazzi, ragazzini. Ecco, Presidente, cosa dice? Fa male vedere certe immagini, però il discorso, come diceva anche il Sindaco, i carabinieri hanno delle regole di ingaggio che sono sempre al limite, non sanno come muoversi, perché appunto appena sbagliano partono già denunce non dalla parte dei carabinieri ma da parte di chi ha commesso il reato. Bisognerebbe innanzitutto capire che questa gente deve capire che quando compiono certi atti vanno incontro a certe sanzioni certe.
e bisogna partire dalle piccole cose, perché già insultare una forza dell'ordine, secondo me, il mio pensiero, questa persona andrebbe già punita, però poi nel contesto tutti dicono ma bisogna perdonare. Sì, secondo me bisogna dare delle regole certe, però bisogna partire anche dalle piccole cose, perché se si tralasciano le piccole cose poi uno si permette di fare anche altro, ecco, insomma. Le forze dell'ordine sono appunto lì anche a tutela di chi fa il proprio lavoro tutti i giorni, di chi va e non rompe le scatole in giro, perché anche questa gente qua hanno anche tanto tempo di andare in giro, ecco, appunto, e poi si collega a tutto il resto, perché questi ragazzi qui sono lasciati lì, magari non sono seguiti neanche dalle famiglie, non sanno dove andare, cosa fare, però anche questa non è una scusa per il loro comportamento, bisogna comunque metterci la mano, ecco. Sindaco, voi fate parte anche della conferenza dei sindaci, siete tanti, è possibile non riuscite a farvi ascoltare, perché anche voi siete responsabili della salute e della sicurezza dei vostri cittadini, perché con le armi che avete, i soldi che avete, non è che potete fare chissà cosa, e noi vediamo invece anche tanti soldi sprecati su cose che potrebbero anche dire anche no, e invece di dare una mano a voi che siete in prima linea, perché è con investimento anche che dai sicurezza, prego. Beh, ma gli investimenti non servono se la normativa non ti aiuta, ne è la riprova, che ne se ne parla in questi giorni, della diatriba tra le polizie locali e la polizia di Stato, esatto, rispetto all'accesso o meno a determinati portali. Il vero problema che è sorto recentemente, per il quale anch'io ho rilasciato un'intervista, ero nei giornali, è l'utilizzo delle telecamere comunali quando le immagini servono alle altre forze dell'ordine, per il quale sembra assurdo, ma la privacy non concede, se non dopo l'assunzione della responsabilità, di poter cedere l'immagine magari ai carabinieri. Cioè siamo in un momento in cui per riuscire a star dietro alla delinquenza e anche ai malviventi che ritualmente vanno a rubare quasi ogni sera, di avere le immagini in tempo reale, ma se i carabinieri devono venire da me a chiedermi un piacere perché io gli dia il filmato su una chiavetta e magari passano ore o giorni, com'è che possiamo fermare quello che sta accadendo? Perché i soldi, è vero, sono pochi, ma in realtà spendendoli bene si riesce anche a fare cose buone. Ma la normativa che facciamo noi, perché non è che è arrivata dagli extraterrestri, noi ci autolimitiamo e la burocrazia si autoalimenta e direi anche si autodifende. Quindi se non troviamo una maniera per scardinare questo, siamo condannati al declino. Cioè, da là non si scappa. Da là non si scampa. Allora andiamo a vedere anche questa follia corsa a Valdobbiadene, perché una ne pensano e 1000 ne fanno per danneggiare il territorio e anche le persone. Andiamo a vedere. Una violenza inaudita esplosa all'improvviso nel corso di un evento che doveva essere soltanto di svago e di sport. Siamo tra Follo e San Giovanni in comune di Valdobbiadene per le fasi finali della quarta tappa della settimana internazionale Coppi e Bartali, gara partita da Ponte di Piave. Mancano 6 chilometri al traguardo tra i colli del Cartise quando due uomini rompono sulla provinciale e si accaniscono contro un'auto, l'ammiraglia del team Visma Lisa Bike, in fase di rallentamento. Il fare minaccioso mentre uno imprecando dà pugni sul finestrino, l'altro sale sul tettuccio dell'auto dove si trova la rastrelliera nel tentativo, sembra, di rubare una 2 ruote da gara. Il team ha provveduto a segnalare il fatto al direttore di gara e all'organizzazione, oltre che alla polizia stradale. Questa mattina ho personalmente telefonato all'ammiraglia e al team Visma Lisa Bike portando le scuse mie personali e di tutta la comunità di Valdobbiadene che si dissocia da quanto accaduto. Un danno d'immagine anche per la città, per l'organizzazione e i tanti volontari che hanno messo in piedi l'evento. Le prime notizie che sono girate non solo in Italia ma anche all'estero hanno dato certamente una pessima immagine di Valdobbiadene, e anche per questo valuteremo anche noi
come procedere. Da una prima ricostruzione i 2 uomini sui 30 anni sarebbero usciti poco prima dell'agguato da un'osteria della zona, forse totalmente ubriachi o comunque alterati. Una cosa è certa, il team, che si è detto molto scosso, vuole andare fino in fondo. Mi è stato riferito dal team che sta provvedendo alla denuncia. Esistono dei filmati, ne esistono anche altri non andati in onda, pare che possono essere individuati i 2 colpevoli, che certamente non si possono definire tifosi. No, guardate che veramente sono delle immagini che veramente uno esce al mattino, si ubriaca, poi faccio quello che voglio. Sindaco, la privacy, ma di cosa stiamo parlando? Ma questi lo fanno anche apposta per essere ripresi e per essere come le scazzottate lì in piazza, cioè le persone, sti ragazzi o anche sta gioventù si autoriprende o è anche felice di far vedere che sono dei bulli, perché questo è il vero problema, perché anche ai nostri tempi o anche quelli più anziani la fionda, il prendere il lampione con il sasso, fargli spegnere con la botta, erano cose, poi arrivava la polizia e scappavi perché avevi anche rispetto di chi ti stava inseguendo. Qui invece c'è l'affronto. Cioè il fatto di dire tanto comando io, le regole le faccio io e tu non mi puoi fare niente. Perché questo è il problema, perché se ci fosse un po' di paura, quella sana paura che ti porta a volte anche a non affrontare determinati pericoli o avere rispetto delle cose, dalla scuola agli insegnanti, agli agenti, alla stessa amministrazione comunale che spesso si trova in difficoltà a semplicemente controllare i parchi dove a 50 centimetri c'è un cestino, ma i ragazzi si siedono, lasciano lì cartoni, bottiglie, lattine, immondizia, cioè è una cosa inconcepibile, però in realtà spesso ci chiediamo dove stiamo sbagliando. Sentiamo anche il Presidente Furlan. Presidente, anche perché non abbiamo visto 12enni, 14enni, 16enni, abbiamo visto persone di 30 anni, hanno bevuto, ecco, vabbè, hai bevuto, allora puoi fare tutto quello che vuoi perché tanto hai bevuto, qual è il problema? Furlan, come commenta queste immagini? Perché è veramente una cosa incredibile. Questo autista che aveva paura di scappare perché avete visto che è sceso, certo, dove è saltato, fatalità, è saltato invece dal lato. Cioè veramente se questo magari lo prende e lo uccide, cosa viene fuori? Il colpevole chi è dopo? Chi è dopo il colpevole? Quello che l'ha preso sotto, ma volutamente si è messo davanti. Allora, Furlan, cosa dice guardando queste immagini? Guardi Mirella, questa mi mancava, anche perché magari, forse lei non lo sa, io da giovane ho corso in bicicletta e questa mi mancava, è un repertorio che non ho mai visto. E molto probabilmente forse sarà colpa dell'autista che ha frenato di colpo e se il gentile signore che stava tentando, secondo me, di impossessarsi della bicicletta, anche perché queste biciclette qua sappiamo avere costi molto elevati, magari verrà risarcito perché si è fatto male, perché l'auto non era in protezione. È così, adesso questi signori qua appunto andrebbero secondo me individuati e dopo questi dovrebbero essere proprio i capri espiatori, cioè andrebbero puniti a mo' di esempio, perché questa cosa è una novità, non si è mai vista e guardate dove arriviamo, insomma, ecco. Io sono dell'idea veramente che qualcuno sta andando fuori di testa, ma il problema è che mette a repentaglio anche la vita di altre persone, la sicurezza di altre persone. Ecco, vedo la bicicletta, adesso faccio il furto, chi se ne frega, ma avete visto con quanta violenza batteva sulla macchina? Cioè io veramente sono dell'idea che qualcosa bisogna fare, Sindaco Baseggio, è inutile che continuiamo a parlare, ormai gli esempi sono talmente tanti, le denunce lo stesso, non si può più continuare a girarsi dall'altra parte. Io vedo che quando vogliono mettere in sicurezza una zona la mettono, quando hanno bisogno delle forze dell'ordine arrivano, abbiamo visto, no? Anche alle Olimpiadi. Come mai? Alle Olimpiadi non è successo niente, per forza, erano blindate,
Allora dobbiamo blindare le città, cosa dobbiamo fare? Ma uno ha il problema di uscire di casa perché arrivano i ladri, perciò vado a farmi un giro, non so quando torno cosa trovo. Se sono in casa arrivano in casa perché ormai non c'è più orario, certo. Non c'è più orario, dalle 9 del mattino in poi anche alle 8 non c'è più orario. Cioè sindaco, secondo lei cosa vorrebbe dire la politica? Perché bisognerà pure sempre la polizia, ma noi non possiamo fare, sono loro che devono cambiare le leggi che ci sono, prego. Bisogna cambiare il codice penale e alcuni articoli, perché se uno si sente impunito da rubare una bicicletta o un'auto in corsa, ad entrare in casa mentre stai guardando la TV, è perché tanto sanno che poco gli capiterà e quindi quel poco magari sono disponibili anche a subirlo, tanto è veramente poco, perché come capita spesso chi viene fermato ha già la lista di reati a non finire, poi si parla sempre di espulsioni, il problema non è l'espulsione, è che chi deve prendere deve pagare, che sia in carcere, che sia con delle attività di vera attività sociale, non quelle finte dove uno consuma le sue ore e poi torna a fare quello che è. Cioè, bisogna agire nella legislazione, ma non serve aggiungere le leggi, bisogna che queste vengano applicate, perché poi se per qualsiasi motivo la magistratura poi acconsente ad essere buonista, uso questo termine, anche le forze dell'ordine, a chi glielo fa fare? Rischiare la vita per arrestare una persona che poi tanto questa per un motivo o per un altro, perché arriva magari da un paese diverso, perché non ha le nostre tradizioni, perché poverino bisogna perdonarlo, alla fine il perdono non porta lontano. Il perdono va fatto dopo che una persona in qualche maniera chiede scusa e... Sì, ma sindaco, il giudice applica le leggi che ci sono. Tu quando vai davanti al giudice e dicono le sentenze, articolo di legge, cioè loro applicano la legge, il sindaco? No, lo giudicano. Va bene, ma applicano quello che hanno in possesso, quello che va in possesso non va bene. Qualsiasi legge si interpreta, certo, sono scritte apposta per interpretarle, allora, a volte bisogna anche interpretarle in maniera più rigida. È vero, però si possono interpretare. Se tu invece mi fai una legge che non si può interpretare, che quella deve essere applicata, ecco che ma in Italia non le faremo mai in Italia non le faremo mai. Poi... Furlan? Ecco, sarebbe utile di fare delle leggi che non si possono interpretare, o l'articolo di legge, lo sconto della pena, la buona condotta, perché ne hanno messo di tutto e di più. Uno fa 10 anni e alla fine non ne fa neanche uno, perché poi si può arrivare anche alla prescrizione, che è l'unica in Italia. Se hai tanti soldi arrivi alla prescrizione, perciò problemi zero. Furlan? Sì, appunto come dicevo prima, bisogna che la persona che commette il reato deve sapere a cosa va incontro. Allora uno ci pensa e quelli che non ci pensano poi ne pagano le conseguenze. Come si vede, qui c'è proprio un discorso, non si è mai certi, vedete anche tante volte viene arrestato, viene fatto e poi alla fine nulla di fatto. Purtroppo è così, qualcosa va cambiato. Qualcosa va cambiato. Siamo tutti d'accordo su questo, pensiamo che chi di dovere li abbiamo eletti apposta, perché noi abbiamo delegato per fare il bene del paese, non per fare altre cose, per fare il bene della comunità e soprattutto, ecco, il popolo italiano. Io sono convinta che siamo un popolo per bene, anche bravo, io sono dell'idea di questo, però purtroppo qualcuno sta andando da un'altra parte, ma da sempre abbiamo cambiato 70 governi, cioè abbiamo provate tutte e siamo al punto di partenza, non è che siano cambiate tanto le cose, perché dove dovrebbero mettersi veramente le mani e cambiare non viene fatto. Pubblicità. Allora, siamo col sindaco Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, con Sergio Furlan, presidente Castaldo Menedassa. Anzi, vediamo subito anche il museo, bellissimo, è quello che ha trovato il nostro bravo regista Italo Morao, per vedere anche capire di cosa stiamo parlando. Questo museo è frequentato, com'è la storia, Furlan? Cosa ci racconta? Le persone arrivano a vedere la storia, i valori, i costumi, come si lavorava una volta? Prego. Sì, Mirella, no, le persone vengono, abbiamo sempre visite, museo che si trova a Codissago, 3 piani, 10 sale, dove è raccontata l'intera storia, appunto dal taglio del legname nel bosco al trasporto e all'arrivo dei materiali fino a Venezia.
storia appunto che tanta gente quando arriva qua scopre un mondo nuovo, perché tantissimi ancora adesso non sanno appunto di questa storia, ed è bellissimo vedere come rimangono esterrefatti, come rimangono appunto di questa intensa storia che per tantissimi anni appunto ha contribuito alla bella Venezia, ecco, insomma. Sa Furlan, io dico sempre ai presidente, adesso ho un sindaco che è anche molto sensibile e attento, anche nelle RSA, che non sono tutti con l'Alzheimer o con patologie, ci sono anche delle persone che magari sono ancora vive, di portarle a vedere queste bellezze. Adesso arriva la primavera, ecco, di fare veramente dei percorsi anche per loro, che rivedono le loro storie, i loro sentimenti, quello che hanno provato. Ma è possibile che sia sempre una questione di soldi e non che sia i pulmini e costa troppo, adesso il gasolio è alle stelle, adesso è colpa del gasolio che è alle stelle, prima non gli era stelle, ma non che gli era i pulmini, proprio che gli era i pulmini, ma non che c'era il personale, intanto... Ma perché è più facile lasciare sulle sedie a rotelle? Oh, bravo, grande, io lo invito sempre, grande, sì, perché è più facile. Adesso è il suocero in casa di riposo, finché uno non prova non si accorge per quanto siano accurati e siamo fortunati oggi rispetto magari a 50 anni fa dove certe accortezze non c'erano. Poi però è facile ed è più semplice farli giocare a carte all'interno di una struttura, per quanto bella sia, quando la vera vita è fuori, perché poi uno quando entra lì non esce più. Però i ricordi e anche le cose belle sono quelle che poi ti ridanno quell'energia e quella voglia di fare, e sono d'accordo, qualche uscita, a volte anche nella stessa città, ma andare a vedere cose belle come queste che fanno parte della nostra vita e della nostra storia. Museo, sindaco? No, ma ci andrò, a me piace la montagna. Allora sindaco, partiamo con i diversamente giovani che sono in questo. Facciamo una squadra. Io all'Università della Terza Età, che viene gestita attraverso il nuovo circolo ricreativo, ci sono delle conferenze ogni 15 giorni, e l'anno scorso, lo faremo a breve, quando abbiamo parlato della storia, della preistoria, anche dei reperti che sono stati trovati a Ponzano Veneto, e siccome alcuni reperti simili sono a Pieve di Cadore, ho promesso a spese del sindaco e non della comunità che gli pago il pullman, quindi a breve tutta l'Università della Terza Età usciremo in montagna per andare a vedere il museo, perché certe cose bisogna riprenderle e bisogna che questi anziani tornino a riscoprire la loro gioventù che hanno dentro, che tutti abbiamo, e che magari per poco tempo possono dare quelle energie per far tornare quei sorrisi in queste strutture che spesso mancano. Sono perfettamente d'accordo, io l'ho già dato, io ho portato via 250 persone con 2 motonavi, siamo partiti da Quarto d'Altino, li ho portati a Venezia, i diversamente giovani, i diversamente agili, i ragazzi sopra le righe che si sono comportati benissimo, benissimo. Però c'è molto meglio un'uscita che una tachipirina. Che non ascolta, c'è qualcuno che non ascolta, sindaco. Io da quel giorno non penso di non aver ricevuto più nessuna proposta, ma neanche perché siete stati bravi. Ho pagato tutto io, cioè grazie al 5 per 1000, però penso che il 5 per 1000, oltre a dare la borsa, ad aiutare le persone, sia fatto anche per aiutare queste persone ad atterrare dolcemente, a far rivivere i momenti belli, certo, a visitare le cose belle che ci sono. Noi siamo andati ai musei civici, li ho portati all'interno della Fenice, sono stati accolti in maniera hanno ballato, cantato, mangiato benissimo. Ma anche perché è un investimento, perché se l'anziano torna ad avere quell'energia, nella stessa casa di riposo costa meno, perché poi non deve essere più trascinato. Ho messo assieme, mi hanno detto che ero una pazza, chissà cosa ti capiterà, che non sai cosa succederà. Siamo partiti alle 8 del mattino, siamo arrivati alle 8 di sera, ancora che cantavano e ballavano. Non è che sono stata fortunata. Quando sanno che ci devono comportare bene e che ci sono le persone giuste che accompagno, perché avevano educatori, c'erano i volontari, metti in moto una struttura. Metti in moto una struttura, è logico che non vado così da sola, però tutto per far sì che io non facessi questa cosa. La privacy, guai riprenderli diversamente agili, guai riprenderli con le telecamere, perché strumentalizzi la persona, i genitori che non firmano.
Ma dai, ma smettiamo, infatti sabato partiremo con questa bellissima mostra dove sarà invitato anche il sindaco Baseggio che parteciperà, dove girerà non solo il Veneto ma l'Italia, questa mostra itinerante dei diversamente agili, dove questo titolo lo dice da solo, io ci sono. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella! Buongiorno Mirella, grazie di tutto di quello che fa e andrà in paradiso. Sarà in paradiso, la cattiveria è enorme al mondo, enorme, e poi sa meglio di me. Però volevo dirvi una cosa, che dentro le case di riposo dovrebbero avere un po' di più di umanità, perché ho sentito anche l'altro giorno che maltrattano, danno botte, serviziano, hanno fatto morire una mamma. È tanta cattiveria e quindi lei quello che fa è anche troppo, però anche il personale dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire il mestiere lo devo fare come si deve, se no cambio mestiere che è meglio. Buona giornata e grazie. Allora Gabriella, ti ringrazio delle telefonate e delle parole, però non si può sparare nel mucchio, perché guarda che io ci vado, non è così come dici tu. Dopo sai il caso che appare, che dà visibilità di queste, perché ce ne sono state, è vero, ha ragione anche Gabriella, fa indignare, però ti posso assicurare che non è dappertutto così, anzi io ringrazio sempre questi operatori giovani, soprattutto io vedo anche tanti giovani, guardate che neanche i figli fanno certe cose ai loro genitori, attenzione a quello, guardate che è dura accudire un anziano, specialmente con certe patologie, certi problemi. Gabriella, non spariamo nel mucchio, dopo è giusto, io ad esempio metterei le telecamere dappertutto, io sono dell'idea visto quello che accade, visto quello che accade, metterei qual è il problema, anche nelle scuole. Anche perché sono interne, non è che le vedono chissà cosa, perché si fa così fatica? Ad esempio il direttore dell'Isra di Treviso, Pavan, lui non è d'accordo con me con le telecamere, ad esempio, dice no, non servono le telecamere, ma allora prego. Sindaco. Io credo che dovremmo annullare e cancellare la privacy e tutto il mondo tornerebbe forse a funzionare maggiormente, perché alla fine c'è chi sa tutto di noi, ti telefonano, ti arrivano a casa, sanno esattamente i tuoi consumi eccetera, tu invece quando devi fare una determinata cosa, che può essere un'uscita, come può essere una qualsiasi attività anche di controllo, allora per qualsiasi motivo non si può. Cioè, è legare la possibilità di vivere il nostro mondo come l'abbiamo sempre fatto. Forse si stava meglio, si sta meglio quando si stava peggio, come dicevo. Ma non so se si stava peggio o si stava meglio, so che c'era più sensibilità, forse c'erano questi cortili, c'erano queste aggregazioni, c'erano questi pranzi e cene in compagnia. Era un modo di stare assieme diverso. Sì, sì. Adesso abbiamo tanto, perché bisogna dire anche la verità, da fame non muore più nessuno, perché bisogna dire anche quello. Ecco, abbiamo banchi alimentari, abbiamo di tutto e di più, vestiti. Se uno vuole morire da fame vuol dire che ha deciso di morire, ma non possono dire che non abbiamo. Adesso noi per Pasqua poi daremo una borsa, ve la diamo sempre. No, mi sono arrabbiata, ve la racconto questa, perché 2 persone hanno detto che secondo loro i volontari fanno differenze nella borsa, danno di più a qualcun altro e guarda te, sempre qualcuno di diverso e non è giusto. Allora, fatalità, sono sempre 2 persone del stesso comune. Allora, mercoledì quando vengono, gli ho detto di aspettare che arrivi la Mirella però prima. Voglio sapere il nome e cognome di chi è questa persona, intanto ho detto all'assistente sociale, ma non sapete perché voglio fare chissà cosa, perché non è corretto anche da parte dei volontari, perché io so come lavorano, cosa danno, c'è un elenco della spesa. A volte si può anche sbagliare. Sì, ma c'è un elenco della spesa, dall'anno si scappa, perché facciamo l'elenco, dopo sei tu che decidi cosa vuoi, cosa prendere, perché magari può essere che ne hai già, che prendi qualcos'altro, però queste cose non vanno bene. E siccome questo è perché non si riesce a capire invece il valore di quello che ti diamo, io penso che oltre ai chili, come dice Sassaro del Banco Alimentare di Vicenza, noi dovremmo dare, oltre che al peso, i soldi della borsa. E ha detto Mirella, io al comune darò i soldi della borsa, delle borse che diamo, perché vedo che il peso non ve ne frega niente. Io invece abbinerò il peso al costo della borsa, al valore della borsa che diamo, perché veramente non se ne può più.
Non se ne può più di essere inascoltati, la burocrazia che ci sta veramente distruggendo. Guardate, se vi dico, devo dare, allora, cittadinanza italiana, extraeuropea, europea, anni, età. Ma di cosa stiamo parlando? Intanto la gente muore di fame, piuttosto. Cioè, ma avete capito? Sì. Ma cosa ci stanno facendo fare? A chi servirà sta roba che poi non guarderanno neppure? Sono i volontari, ma non i miei tutti, che stanno diventando matti con questa burocrazia assurda. Lei ha detto la privacy, poi si accaniscono su queste cose con il mondo del volontariato, che ne sono, cioè, veramente tantissimi hanno abbandonato gli stage. Ma prima dimmi cosa fai, dopo vediamo se è caso che fai lo stage o no. Sindaco, ma come anche voi ditelo ste robe. Come la riforma del terzo settore, che tutti critichiamo, a me mi pare che negli ambienti dove si possono scegliere o decidere le cose nulla cambia. No, ma non è sempre che stiamo esagerando. Siamo in un paese dove se le cose vanno male godiamo, evidentemente. Ma Sindaco, il mondo del volontariato è quello che salva voi quando avete bisogno, siamo i primi che arrivano. L'Italia si sorregge sul volontariato. E allora perché siamo presi così? Perché a mio avviso vogliono fare il re, la regina e i principini, ma siccome adesso sono cambiate anche le regole in regione, c'è anche aria nuova in regione, c'è tutto un cambiamento, perché primavera si apre con aria nuova, anche sto povero presidente nuovo ha dei bei gatti da pelare, poveretto. La gioventù l'aiuterà. Anche perché è bravo, piace a tutti, sta cercando di fare. È simpatico, è bravo e mi pare che ha colto innanzitutto che il primo argomento su cui bisogna investire è il sociale, grazie anche all'assessore Paola Roma che stimo, e quindi io credo che insomma abbiamo fatto bene prima e non possiamo che migliorare adesso. Beh, bene, prima bisogna anche avere il sindaco, io sorride, ma insomma sarebbe da discuterne qua, sarebbe da discutere molto. Allora andiamo a vedere questo servizio invece, perché è giusto anche far vedere cosa fa il sindaco Baseggio su questi colori bellissimi. Andiamo a vedere, vediamo se riescono a trovare questo servizio che io avevo L'avete trovato? Sì, Colori Eccoci. Ponzano, bambini Colori Ponzano. E credo che sia stata un'ottima idea, ma venire a dare l'invito a che dei ragazzi possano venire qua a dipingere, così quando arrivano a scuola non ci sarà come posso dire, una stanza tutta bianca, sarà un po' allegra e colorata. Con pennelli, rulli e secchi di colore, come fossero dei veri professionisti, i giovani studenti dell'Istituto Comprensivo di Ponzano, coordinati da insegnanti e genitori, hanno dato vita al progetto Dipingiamo la scuola, tra aggregazione e inclusività, per restituire un po' di colore ai bianchi muri delle aule, con la gioia negli occhi e le mani sporche di bellezza. Mi sono divertito, abbiamo fatto anche un bel gruppo e è stato divertente e spero che il prossimo anno si può continuare a andare anche sulle aule di sopra. E poi vedere gli adulti mettersi in gioco è stato importante. Penso che sia stata un'esperienza un po' strana, perché vedere per esempio la prof di tecnologia usare il rullo sui muri è stato un po' strano. Il progetto fa parte del più ampio benessere e senso di appartenenza che intende dare più proposte formative ai ragazzi. L'idea di fondo era un lavoro fatto dagli insegnanti con i genitori e i ragazzi, quindi perché la scuola è una comunità in cui ruoli diversi, ma tutti lavoriamo per stare bene e per creare un ambiente condiviso. Uno dei punti chiave è anche l'aspetto psicologico ed emotivo dell'apprendimento. Farlo in un ambiente bello, colorato e creato insieme credo possa beneficiarne anche poi l'apprendimento e quindi la didattica. Entusiasta anche il sindaco, che con poca spesa e molta resa ha unito felicemente una comunità. Hanno compreso la necessità di essere un'unica comunità, che non è solo quella di un'amministrazione che costruisce un edificio o di una scuola che insegna ai ragazzi la loro crescita culturale ed educativa, ma anche di essere uniti nel mantenimento di un bene che appartiene a tutti, e avere una scuola bella e colorata fa bene a tutti. Ma la cosa più bella di questa esperienza? Sporcarsi insieme ma vedere come i ragazzi erano entusiasti, insomma, di partecipare, di dare una mano a fare qualsiasi cosa, anche le semplici pulizie. Allora sindaco, come commentiamo questo bellissimo servizio? Avete visto questi bambini meravigliosi, mi sono divertito, mi è piaciuto. Ecco, facciamo far fatica tutti i giorni a questi bambini, ma divertendosi, prego.
Di brava gioventù ce n'è tantissima, è che non esce nei teleschermi, forse anche un dovere dei mass media in generale, prendere le cose belle e rilanciarle, perché sennò vediamo sempre sti video di gente che si azzuffa. Alla fine per noi è andata benissimo, perché ho speso poco e ho rinnovato le classi. Speriamo quest'anno di rifarlo, perché i giovani cambiano, perché poi questi ragazzi sono cresciuti, sono alle superiori, e speriamo che portino anche questo amore per il bene proprio della comunità anche nelle superiori, dove probabilmente manca, visto che hanno incendiato anche i bagni recentemente, assurdo, e quindi bisogna enfatizzare le cose belle, perché ne abbiamo. Ma io sono dell'idea che bisogna anche coinvolgere i genitori, se il figlio sbaglia devono pagare anche loro. Io sono dell'idea che bisogna iniziare anche là, perché non può essere che fanno degli atti di vandalismo e poi la comunità deve pagare, perché dopo alla fine chi paga, ma non hai soldi, paga in qualche altra maniera, ma dovrebbe essere coinvolta anche la famiglia. Ma in una maniera magari evitando di andare a denunce per poi infossarsi in una burocrazia che non aiuta. È successo nella stessa scuola, senza fare nomi e cognomi, qualche anno fa un ragazzo presa dall'ira ha dato un pugno alla parete. Oggi le scuole sono tutte in cartongesso, a parte il cemento armato interno, quindi si è sfondata la parete, l'insegnante con il comune, che abbiamo deciso di non denunciare ma di parlare con la famiglia, il papà e il ragazzo sono andati il giorno che la scuola era chiusa e hanno lavorato per sistemare. Quindi alla fine bisogna educare anche in questa maniera. Allora Sindaco, siamo a Pasqua, ormai domenica sarà il giorno di Pasqua, con quali auguri saluta, che auguri di Pasqua vuole fare i nostri telespettatori e telespettatrici? Innanzitutto a te e a tutti i tuoi telespettatori, ma anche a questa emittente che è leader in queste aree, ne sono felice perché fate trasmissioni bellissime. Io auguro a tutti una felice Pasqua e speriamo che la sorpresa non sia la pace nel mondo, perché questo è una cosa che continuiamo a dire, perché è il primo pensiero alla pace del mondo, ma sia la pace dentro le persone, rivolte al vicino di casa, alla famiglia accanto, alla società, e da qui nascerà una pace globale che potrà solo che far tornare quella serenità che ci manca. Quindi una pace interiore che porti pace in famiglia. Poi le famiglie sono il fulcro della nostra società e diventerà tutto normale. Grazie al Sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, di essere stato con noi. Mi dispiace è caduto Sergio Fulan, Presidente Castaldo Menedas, ma capite bene che con le connessioni non ci siamo proprio. Mi collego Sindaco con l'Australia, ma collegarmi col Monteva non esiste, perciò investimenti anche questi sarebbero da fare. Grazie, pubblicità. Miliardi di euro a tanto, secondo la CGIA di Mestre, potrebbero arrivare i rincari delle bollette energetiche per famiglie e imprese venete nel 2026 a causa del conflitto in Iran. Complessivamente a livello italiano gli aumenti si aggirano intorno ai 15 miliardi, di questi 10 per l'energia elettrica e 5 per il gas. Le imprese sopporterebbero circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi, le famiglie 5,4. Ad un mese dallo scoppio della guerra il prezzo del gas è aumentato dell'81%, nettamente più contenuto quello dell'elettricità del 38%. A pesare su aziende e cittadini resta poi il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati gli autotrasportatori, che ammettono come senza un intervento il settore rischi il collasso. Considerando che quello del carburante incide per il 35% sulla loro attività, che deve poi fare i conti con gli incrementi dei costi della manutenzione, degli pneumatici, della revisione, i conti sono presto fatti. Manca una liquidità immediata e credo che il governo in questo momento possa intervenire anche sul patto di stabilità europeo, oppure l'Europa, per dare fronte a questa liquidità immediata per gli autotrasportatori e anche per le categorie energetiche che hanno bisogno di questo. Sicuramente il governo potrebbe portare una liquidità, diciamo un esempio semplice, non pagare i bolli per un anno o due, oppure bloccare il prezzo del gasolio, in questo momento anche perché la benzina è molto bassa, a una cifra che deve essere ferma per almeno 2 mesi, almeno riusciamo a programmare per 2 o 3 mesi con i committenti il lavoro. Anche la CGIA si appella all'Unione Europea. Bruxelles, ad esempio, deve consentire agli Stati membri di abbassare temporaneamente l'IVA sulle bollette e ripristinare un tetto al prezzo del gas per arginare una spirale che rischia di sfuggire al controllo. Ma anche il governo italiano è chiamato a fare la sua parte. Deve tagliare gli oneri di sistema, rafforzare il bonus sociale,
permettere la rateizzazione delle bollette e garantire le imprese i crediti d'imposta per compensare i rincari su energia elettrica e gas. Alcune di queste proposte sono già contenute nel decreto bollette, la cui approvazione è attesa per la prossima settimana. Tuttavia appare indispensabile rafforzare le risorse stanziate, poiché i 3 miliardi previsti rischiano di non essere sufficienti a scongiurare un eventuale shock energetico che si può tradurre in una crisi sociale ed economica di vasta portata. Saluto e ringrazio Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori. Buongiorno Presidente, vedo anche Gianluca Codognato, Adico, Associazione Difesa Consumatori con noi. Allora Presidente Framba, partirei proprio da lei. Sono parole molto pesanti quelle che abbiamo sentito da Zabeo, della CGA, ma soprattutto la preoccupazione delle famiglie, delle persone, ecco, dai trasporti, i trasporti per i disabili, per tutto. C'è tanta preoccupazione perché poi le conseguenze le pagano quelli che non hanno soldi, perché quelli che hanno soldi chi è che se ne frega anche degli aumenti. Ma il problema è che l'80% della popolazione italiana e non solo è povera e fragile. Ecco, Presidente Framba, come si apre questa primavera? Veramente è una cosa che lascia senza fiato. Prego. Mirella, hai chiesto a me, vero? Sì, no, avevo Framba, adesso ho Codognato, non riesco. Vabbè, Codognato, prendiamo con lei allora. Perfetto. Beh, intanto chiaramente l'analisi della CGA è sempre molto lucida, ringraziamo Paolo per queste analisi che fanno sempre molto precise, perché nel momento in cui loro analizzano quelle che sono le conseguenze degli aumenti, soprattutto sul gasolio per gli autotrasportatori, analizzano in realtà quelli che saranno gli aumenti che si trasferiranno poi sul consumatore finale, e al di là delle accise agevolate per gli autotrasportatori, però se aumenta la benzina aumenta al di là delle accise. Io ho avuto modo di parlare con un fruttivendolo che abbiamo qua proprio di fronte alla nostra sede, e che ci racconta di storie incredibili, tipo di camion che dalla Sicilia decidono di non arrivare qua perché comunque per loro sarebbe più il costo che il guadagno. Quindi ci stiamo rendendo conto di una situazione che è veramente al limite. E come dicevi te giustamente, Mirella, per chi ha soldi, vabbè, non cambia nulla. Noi abbiamo calcolato, siamo usciti ieri su alcuni giornali, che una famiglia su 4, una famiglia su 5 farà una Pasqua povera, diciamo, per così dire. Stiamo parlando delle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 25.000 euro, quindi famiglie sia poverissime ma anche famiglie, insomma, di quel ceto medio che è quello che soffre di più in questo momento. Noi siamo molto preoccupati, ma non è che lo dobbiamo dire noi perché siamo l'associazione che deve per forza dire che le cose vanno male, ma è chiaro che il conflitto in Iran, l'attacco sconsiderato di Israele e degli Stati Uniti all'Iran stia creando dei grandissimi problemi che non ci sarebbero stati se non ci fosse stato questo attacco. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti questa cosa qua. Quindi la situazione è grave, è oggettivamente grave. Noi monitoriamo quasi tutti i giorni il prezzo della benzina, che è un indicatore molto importante, e devo dire, Mirella, che siamo molto preoccupati perché noi abbiamo fatto un monitoraggio a gennaio nel momento del riallineamento delle accise. L'abbiamo fatto 2 mesi dopo, cioè adesso, in questi giorni. L'ho scoperto che un pieno di diesel da 50 litri, quindi per una macchina e non per un furgone, costa 20 euro in più. Questo basta e avanza per capire, insomma, che difficoltà avremo e che Pasqua sarà per tanti cittadini. Allora vediamo se riusciamo, mi sembra di sì, ad avere Maurizio Framba in collegamento, Presidente Federconsumatori. Buongiorno, eccolo qua. Presidente Framba, ha sentito quello che ha detto Gianluca Codognato, ma il problema è che quello che veramente traspare è che i soldi sono pochissimi, gli stipendi sono fermi, le pensioni sono fermi, aumenti tutti i giorni, aumenti. Io mi domando se non ci fosse il mondo del volontariato, i banchi solidali, le persone che aiutano, cosa succederebbe a queste famiglie. Sono veramente preoccupata. I trasporti, andare a lavorare, come vado a lavorare con la macchina? Perché non è che abbiamo tutti questi trasporti. Io stamattina venendo su ho visto una corriera,
una corriera che deve fare tutto il giro del territorio. Cioè è facile parlare a parole, si può, lasciate a casa la macchina, adoperate la bicicletta, ma non è mica così semplice. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare come al solito. Prego, Presidente Framba. Intanto grazie dell'invito. Che sia complicata la situazione, ne avevamo parlato anche nell'ultimo invito che mi avevate fatto. Purtroppo, come diceva chi mi ha preceduto, c'è stato un peggioramento della situazione in conseguenza di quello che è successo un mese fa, insomma. Quando l'intervento americano e israeliano in Iran contro l'Iran ha portato alcuni problemi che erano comunque già in parte evidenti. Non abbiamo ancora visto tutto, secondo il mio punto di vista, e quindi la situazione, se non viene trovata una soluzione a questa nuova guerra, la situazione può solo che peggiorare, perché i dati anche di questa mattina, sia per quanto riguarda il petrolio, sia per quanto riguarda il gas, ricordiamo che sono questi oggi i due beni di riferimento, i due prodotti di riferimento, sono prezzi in aumento rispetto al 25 di febbraio, cioè quando ancora non c'era stato il bombardamento dell'Iran, i prezzi sono raddoppiati, sia per quanto riguarda il petrolio sia per quanto riguarda il gas. Vuol dire che da un lato c'è una fortuna che finisce l'inverno e quindi la bolletta per quanto riguarda il riscaldamento l'aumento per quanto riguarda il riscaldamento avrà poche conseguenze, ma le conseguenze saranno pesantissime per quanto riguarda il trasporto, e quindi, come diceva giustamente lei, Mirella, non è che tutti possono prendere la bicicletta per andare sul posto di lavoro o altro, ma soprattutto nelle bollette della luce e del gas. E quindi ci servono provvedimenti che non devono essere provvedimenti tampone, cioè i cosiddetti bonus, che comunque sono meglio di nulla, però servono provvedimenti strutturali, perché altrimenti quello che diceva lei, e cioè l'impoverimento, aumenterà ancora di più e con conseguenze veramente pesanti per famiglie, per gli anziani, per i giovani, per i ceti più bassi, e quindi un aumento di quello nella discussione precedente, di quella che è la rabbia che c'è tra la gente. È una cosa alla quale dobbiamo stare molto attenti. Però, Presidente Framba, dobbiamo anche dire che c'è uno spreco di denaro pubblico, che lo vediamo, cioè è inutile che ce lo giriamo, che qualcuno dovrebbe fermare. Non è possibile parlare di aumento di povertà, di stipendi fermi, di personale quasi tutto arrabbiato perché veramente con quello che riescono a percepire è inadeguato. Come mai non si riesce a capire che i rami secchi vanno tagliati? Taglieremo pure questi rami secchi, Presidente Framba, prima o poi, perché qua chi lavora è un deficiente e chi non fa niente c'ha una montagna di soldi. L'operaio è l'ultimo posto, è quello che tiene in piedi le fabbriche, e guardate con cosa va a casa. Ci sarà qualcuno proprio che incomincia a capire che questo paese, perché se si fermano queste persone, guardate che crolla l'Italia, perché sono loro che lavorano, attenzione, sono loro che lavorano. Altro che pagare i CEO, devono pagare gli operai, Presidente Framba, e l'operaio vuol dire famiglia. Questo è il problema grande. Noi abbiamo i ragazzi che li prepariamo bene, poi se ne vanno all'estero e poi andiamo a prendere i medici dall'estero per portarli qua. Tutto un casino del genere, ma vogliamo capire che la politica ha bisogno di competenze, che li abbiamo bisogno in questo momento di persone competenti, non di parassiti. Presidente Framba, no, perché io sono veramente arrabbiata dopo quello che abbiamo visto. Ragazzi, questi se mangiano bistecche grande così, e anche col sorriso sulle labbra. Avanti, Framba, cosa dice? I rami secchi dovrebbero essere tagliati e recuperare soldi importanti. Condivido perfettamente. La cosa, diciamo che i nodi sono venuti al pettine con questa nuova guerra, ma in realtà qui entriamo in un campo dove la discussione si sposta un po' sulla politica. Non c'è stata da parte di chi dirige attualmente questo paese attenzione a quelle che sono le condizioni di vita delle persone, perché si è fatta una scelta ben precisa, che uno può condividere o non condividere, io non la condivido, che è stata quella di cercare di rimanere
dentro cercare di ridurre il famoso andare sotto il 3% del rapporto debito-PIL per poter poi accedere a fondi europei per spendere in armi. Fermo Presidente Framba, perché abbiamo Luciano da Vignago, se non mi cade la linea, poi riprendiamo. Luciano, vai. Ok, buongiorno signora Mirella, buongiorno. Te e i tuoi ospiti. Ciò che tu dici è Bibbia, le cose vanno malissimo e soprattutto per noi anziani che abbiamo pensioni, insomma, quello che è. Però c'è da dire una cosa, è la settimana santa, perciò è meglio star calmi e buoni. Però quando si parla della guerra, per l'amor del cielo, chi gli fa piacere la guerra? Però i signori iraniani è da un secolo che vogliono spazzare via gli ebrei. Poi vogliono spazzare via i cristiani. E questo bisogna ammetterlo. Non si può nascondere queste cose. Perché se mai che c'è una casa con figli e continuano a dire io ti spazzo via dalla casa, i poveri ebrei con 6 milioni di morti in tempo di guerra sono circondati da terroristi. Ed è questo che la sinistra che c'è stato non la capiscono. Ci stanno difendendo gli ebrei. Hanno tutti i terroristi del mondo e grazie all'IRA che circonda andrei anch'io a fare la parte con gli israeli. Sono sempre stati condannati che la povera gente, se ricordiamo 6 milioni quei criminali di Hitler e adesso li vogliono spazzare via. Lo so che la guerra è brutta, ma chi è che l'ha cercata? Il 7 ottobre che hanno squartato le donne, tagliato le teste ai bambini, eccetera, eccetera. Ma che si vergognano certa gente della sinistra. Mirella, è la settimana santa, ti ha una buona Pasqua a te, la famiglia e tutta la gente per bene. Grazie caro Luciano, ricambio gli auguri. Allora Framba, continuiamo, poi se vuole commentare la telefonata, prego. Sì, vorrei, vabbè, se mi lasciate sì. No, forse nella telefonata la cosa importante, il signore era un pensionato, è chiaro che di fronte a questa situazione in cui le attenzioni non sono rivolte alla popolazione ma sono rivolte ai cosiddetti conti pubblici, che è una cosa importante, è chiaro che se tutto è rivolto ai conti pubblici non si fanno interventi a favore dei cittadini. Guardate che bisogna ricordarlo, quando nel 2022 c'era stata l'inflazione intorno all'8%, gli aggiornamenti fatti in base alle regole stabilite da parte di questo governo alle pensioni erano quelli di un recupero non totale dell'inflazione ma in media del 30%. Lì c'è stato un impoverimento perché i pensionati non è che possono fare come nelle categorie dei lavoratori, fare gli scioperi per rivendicare quote economiche. È una situazione complicata. Se mi permettete, tutto questo insieme di disagio, malcontento, guardate che secondo quelli che sono gli esperti, io non sono un esperto, ha portato anche come conseguenza il risultato di quello che è stato il referendum sulla giustizia, che a un certo punto non c'entrava più nulla la giustizia, ma era un segnale nei confronti di chi governa questo paese. Politiche che io non condivido proprio per i discorsi che diceva lei, Mirella. C'è un aumento della povertà. Per quanto riguarda quello che diceva il signore che è intervenuto da Legnago, mi sembra, e della settimana santa in cui tutti dobbiamo essere più poveri, io ribadirei una cosa che ha detto il Papa l'altro giorno, che era che attenzione, non nascondetevi dietro la religione per quanto riguarda le guerre. Le guerre non servono, religione vuol dire pace. Mi sembra che se dovessi dirla così, al di là del rispetto del pensiero di ognuno, di quello che è successo oramai diverso tempo fa, che non dobbiamo dimenticare nei confronti del popolo ebreo, mi sembra che chi governa in Israele oggi si comporti in un modo sul quale una certa attenzione dovremmo porla, insomma, perché Netanyahu è un criminale di guerra, come hai detto, è considerato la stessa stregua di Putin. Io riporto solo dei dati, non porto il mio punto di vista su questa cosa, però
guerra alimenta guerra. Rispetto al 7 di ottobre, che è stato condannato da tutti, la situazione per quanto riguarda i focolai di guerra nel nostro pianeta sono aumentate, perché ci sono paesi che non aspettano altro che ci siano focolai di guerra in giro per il mondo per aprire altri focolai di guerra. La guerra logicamente porta disastri, porta danni, e chi paga questi disastri e questi danni sono sempre i soliti, quelli poi che avranno bisogno di aiuto. E come diceva lei, per fortuna che c'è il volontariato, ma non possiamo far solo risolvere tutti i problemi del mondo col volontariato, perché ci sono persone che sono state elette per rispondere ai bisogni della cittadinanza. Vede Framba, lei ha fatto un lapsus, non si è neanche accorto, ha detto in merito a quello che ha detto Luciano, che diventiamo sempre più poveri, che è Pasqua, dovremmo fare più buoni, non più poveri, però lei facendo lapsus ha detto la cosa giusta, stiamo diventando tutti più poveri, almeno quelli che fanno parte della fascia media, che una volta stava bene e che è sparita completamente, perché adesso abbiamo il povero è il ricco e il straricco, questo abbiamo adesso, perché io vedo arrivare, lo dico sempre, anzi inviterei anche la politica, prima di parlare, di decidere, di fare un giro per i banchi alimentari e vedere da chi sono frequentati. Sono famiglie per bene che lavorano tanti e che non riescono ad arrivare alla fine del mese con 2 stipendi, questa è la verità. Ma io mi domando, e lo dico anche a Codognato, ma è possibile Framba che un ente pubblico dia un appartamento a una persona diversamente agile, un buco, 300 euro? Cioè, ma non un appartamento di ultima generazione, di uno squallore unico. Questi sono enti che dovrebbero aiutare le persone in difficoltà. Non faccio il nome, se no mi fuori una polemica numero 1, ma bisognerà che qualcuno dica ste robe, perché se tutti stiamo zitti non andiamo da nessuna parte. Ma come si fa a chiedere a un diversamente agile, che non ha neppure l'accompagnatoria, quella corretta, a chiedere 300 euro di un buco di un appartamento che non ci sta neanche dentro, deve togliersi le protesi e trascinarsi su una stanza che è indecente? Ma chi è che deve guardare queste cose? Ma io mi domando, ecco, ho fatto un esempio per farvi capire il costo della vita, ma come fa uno a vivere in queste condizioni? Ma come fa a vivere in queste condizioni con gli affitti che ci sono, con le bollette che arrivano, con andare a lavorare, i figli chi ne ha devono anche andare a scuola? Ma non so, Codognato, ma cosa sta succedendo? E gli enti che dovrebbero supportare e assistere sono quelli che infieriscono? Ma questi sono da denuncia, Codognato, 300 euro di un buco marcio? E guai parlare, perché lui ha terrore di parlare, perché se mi mandano via anche da là cosa faccio? Questa persona qua, chi deve rivolgersi per avere un appartamento decente? Stiamo parlando di una persona veramente diversamente agile ma grave. Codognato. Microfono. Sai che io ho questo problema, Mirella, e allora intanto diciamo sono emersi tanti spunti e anche sottoscrivo in pieno l'analisi geopolitica del collega di Federconsumatori, e questo è un altro discorso. Però per quanto riguarda quello che dici tu, noi in Adico affrontiamo tantissime situazioni analoghe a quella che dici tu, cioè quindi abbiamo persone, al di là della disabilità o meno, che vengono messe veramente in case fatiscenti, con la muffa, il riscaldamento che non funziona. E da noi vengono perché devono lottare per diritti normali, per avere il riscaldamento, per non avere la muffa, per non avere i topi in casa, ma non è un'esagerazione, è quello che ci succede quotidianamente. Quindi quello che dici te, Mirella, è giusto. Tra l'altro voglio dire, mi fa anche ridere, tra virgolette, quando viene assegnata una casa a un disabile al 4º piano, per dirti, magari con l'ascensore che si rompe, e la persona che ci è successo, non sto raccontando fantasie, con la persona che è costretta a stare giorni in casa perché l'ascensore non funziona. Quindi abbiamo situazioni al limite, ma la situazione al limite, Mirella, la vedi quando vai al supermercato, sinceramente, perché se io ho uno stipendio da 1.600 euro al mese,
che una volta poteva essere alto, adesso è bassissimo evidentemente, vuol dire che io posso spendere una trentina di euro al giorno, ma appena mi arriva un pagamento di un bollo, una tassa, basta, mi si sballa tutto lo stipendio. Quindi vuol dire che quello che era il ceto medio di cui stiamo tanto parlando è il ceto più in difficoltà di tutti, perché diciamo che ovviamente le situazioni di povertà assoluta hanno degli aiuti, per quanto insomma sempre miseri, però sono quei bonus che arrivano con ISEE a 9.600 euro. Il problema è proprio il ceto medio, quel ceto medio che ormai non arriva veramente a fine del mese, quindi stiamo tirando fuori un problema enorme, anche perché il ceto medio è la stragrande maggioranza delle persone, ma io lo vedo su me stesso. Io se vado a fare la spesa prendo 4 bottiglie d'acqua e una scatola di tonno e spendo 40 euro, ma no, non mi sembra che una volta fosse così. Ora, la questione dell'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, perché la tiriamo fuori? Non perché ce l'abbiamo con Israele, ci mancherebbe anche altro, o con gli Stati Uniti. La tiriamo fuori perché è stato un attacco un po' scriteriato, diciamocelo sinceramente, e che ha delle conseguenze molto dirette, che le avrà purtroppo anche il signore che ha chiamato prima, sulle bollette. Già ad aprile avremo un aumento che è del 10-15% sulle bollette del gas e dell'8-10% sulle bollette dell'energia elettrica. Cioè, avremo una Pasqua difficile, perché chi vuole fare la gita fuori porta pagherà 10 euro in più il pieno della benzina. Quindi la situazione è assolutamente grave e la cosa incredibile è che, Mirella, noi ci troviamo a parlare spesso da te e parliamo sempre un po' di situazioni difficili, però insomma speriamo sempre che migliorino. C'è stata la guerra in Ucraina, speravamo fosse finita, adesso abbiamo questa nuova guerra che è ancora peggiore per quanto riguarda i rifornimenti energetici. Dove andremo a finire e soprattutto a che pro facciamo queste guerre, a cosa serve? E hai ragione te, ci stiamo impoverendo sempre di più. Anche se guadagniamo magari degli stipendi che sembravano dignitosi fino a 4-5 anni fa, in questo momento i 1.600-1.700 euro non bastano arrivare alla terza settimana del mese, secondo me. Eppure, Presidente Framba, ho avuto diversi economisti e devo dire la verità che tutti dicono che la Presidente Meloni si sta muovendo bene, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Qualcosa si è fatto. E allora la persona che è a casa, vedo che Codognato scuote la testa, però purtroppo questo è quello che arriva da queste voci dell'economia. Framba, allora qual è il messaggio? Perché se gli economi dicono che tutto sommato il Paese ha fatto qualche passo in avanti piccolo, ma l'ha fatto anche per quanto riguarda l'economia, a questo punto l'inflazione, allora il PIL, qualcuno dice ma allora a chi devo credere? Come al solito è la stessa cosa, è sempre così, uno dice una cosa e uno ne dice un'altra. Voi siete consumatori, la voce dei consumatori dite l'incontrario e queste persone, gli economisti invece dicono, almeno quelli che ho sentito io, che tutto sommato il governo si sta muovendo abbastanza bene. Prego. Ma, io rispetto tutti, però sono abituato, al di là dei consumatori, per mie competenze, a studiare, a vedere i dati veri. I dati veri dicono che non è che aspetteremo anche quelle che si chiamano indicazioni di voto. Io direi che la situazione non è così semplice come era 10 giorni fa. Anche la Presidente del Consiglio ha una situazione di difficoltà, perché basta vedere quello che è successo nella settimana dopo il voto. Insomma, c'è qualcuno che sta parlando di crisi del governo in questi giorni, vero? Non è che stiamo ragionando di chissà cosa. Per quanto riguarda l'economia, Mirella, tutti stanno dicendo invece, l'Ocse dice che questo paese è in difficoltà, il nostro paese è in difficoltà, in enorme difficoltà, perché parlano di un aumento del PIL dello 0,4. Essendo un paese importatore, importatore per quanto riguarda le materie prime e esportatore per quanto riguarda i prodotti, le politiche messe in piedi a livello internazionale ci portano in una situazione di difficoltà,
perché al di là della guerra non dobbiamo dimenticare i dazi del presidente americano. È un mondo un po' complicato dal punto di vista politico-economico, il nostro pianeta, dove si stanno riposizionando tutta una serie di fattori che attraverso la guerra, guardate, porteranno a un aumento della povertà, sicuramente dove c'è la guerra, sicuramente nei paesi come il nostro, però porteranno anche un aumento della ricchezza, perché quello che sta succedendo è che i ricchi padroni del mondo stanno diventando ancora più ricchi. La stessa intelligenza artificiale dentro il meccanismo di quello che sarà la politica di guerra, o che sta portando interessi e utili fortissimi a chi lavora nel campo dell'intelligenza artificiale. Quindi credo che gli economisti che dicono che in questo paese le cose vanno bene, coloro che non sono di parte ma sono sopra le parti, credo che siano pochissimi che possono dire che oggi quello che ha fatto l'attuale governo nel nostro paese sia una politica positiva. Fino a un mese fa qualcuno poteva sostenerlo, oggi i dati dicono che la Presidente del Consiglio, la maggioranza di questo paese, la maggioranza politica di questo paese è in difficoltà. Se sono vere le notizie apparse sulla stampa, e io invito tutti a stare molto attenti a quelle che sono le cosiddette fake news, se è vero che sono state fatte queste riunioni anche nel weekend per vedere un attimo quali aggiustamenti fare all'interno del governo per cercare di trovare soluzioni alle varie problematiche scaturite anche dal voto del referendum, tra le quali ci può essere anche quello dell'opportunità di andare a elezioni anticipate, vuol dire che proprio le cose non funzionano perfettamente. Volevo precisare, Presidente Framba, non hanno detto che va bene, hanno detto che è stato fatto qualche passetto in più e che appunto anche il PIL è la dimostrazione. Questo hanno detto, non che va bene, ma che è stato fatto da questo governo qualche passo in più rispetto a prima. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, un saluto a tutti i tuoi ospiti. E allora anche questo governo Meloni ha dimostrato fino adesso di non saper eliminare, di non voler o non saper eliminare tutti questi sprechi a favore di chi è più povero, a favore delle aziende oneste, degli artigiani che lavorano per il bene del nostro paese. Cosa mi dicono i tuoi ospiti? Grazie. Te lo diranno subito, prima però andiamo a vedere questo servizio perché il tempo corre a Teranno, visto che fra poco mangeremo forse il gelato, rincari gelato con Fartigianato. Andiamo a Padova. Prezzi del gelato in aumento e nuovi rincari in arrivo anche su coppette e vaschette dal 1° aprile. In occasione del Gelato Day del 24 marzo, Confartigianato Imprese Veneto lancia una campagna per aiutare i consumatori a riconoscere il vero gelato artigianale. In Veneto il settore vale circa 150 milioni di euro l'anno, con oltre 1100 gelaterie attive. Ma alla crescita del mercato si affianca una forte pressione sui costi. Negli ultimi 4 anni i prezzi sono saliti di circa il 30%. Le materie prime che sono aumentate quest'anno sono soprattutto il cioccolato, il cacao. Già l'anno scorso il cacao ha triplicato il proprio valore, il cioccolato è raddoppiato. Adesso abbiamo anche la problematica della crisi del sud-est asiatico e col problema del blocco dei paesi arabi sta aumentando il costo di trasporto, quindi stiamo tendendo dei rincari un po' generalizzati per quanto riguarda le materie prime. Per tutelare qualità e trasparenza, Confartigianato ha diffuso un decalogo che sarà esposto in tutte le gelaterie venete. Ingredienti freschi e naturali, produzione quotidiana, colori non artificiali e filiera corta sono tra gli elementi distintivi del vero artigianale. Per far riconoscere al cliente quali sono gli elementi distintivi di un prodotto veramente artigianale, veramente genuino, anche per distinguersi rispetto ad esempio a un prodotto industriale in cui magari vengono utilizzati altre tipologie di ingredienti. Noi puntiamo sull'eccellenza, sulla qualità
e anche se andiamo a vedere poi in effetti anche la differenza di prezzo non è quello che si pensa, addirittura se andiamo a vedere il prezzo del gelato industriale per quanto riguarda un cono o uno stecco è superiore a quello artigianale se andiamo a vedere il prezzo al chilo del prodotto. Allora ho deciso che quest'anno l'uovo di Pasqua non lo darò il giorno di Pasqua e sapete perché? A parte i costi che hanno e sapete che io ho una famiglia tanto grande, ma perché dopo Pasqua i supermercati ci danno tutte le uova che hanno avanzato. Perciò la Pasqua con l'uovo la festeggeranno dopo perché trovo assurdo spendere soldi di prendere le uova di cioccolato perché non arrivano, quando dopo invece i supermercati ci portano tutte le uova di Pasqua che hanno avanzato, perciò l'uovo lo mangeranno dopo Pasqua e fanno un po' di dieta al cioccolato, non fa male. Codognato, ho fatto questa precisazione per capire, ecco, avete sentito i costi del cioccolato, se vuoi un uovo buono mangiate bene, andate a vedere cosa costa un uovo di ottimo cioccolato. Va, Codognato, prego. Codognato il microfono! No, ma veramente metto un cartello, quando ti ospite metto un cartello, Codognato microfono, scrivo. È che non voglio disturbare perché purtroppo... No, ma lascia stare, lascialo acceso, fai una cortesia. Perfetto. No, ecco, quindi Mirella, dicevo che noi nella nostra analisi abbiamo visto che appunto parlando dell'uovo di cioccolato rispetto allo scorso anno è aumentato del 10%, e la colomba del 5, l'agnello del 20, insomma abbiamo tutti aumenti ovviamente legati a quello che sta succedendo in questo periodo. Quindi noi ci chiederemo anche come sarà questa Pasqua, penseremo che sarà una Pasqua un po' difficile per tantissime famiglie, non sappiamo quanta gente andrà a mangiare fuori, ma pensiamo quanta gente farà da mangiare a casa, riducendo sicuramente il carrello rispetto a prima. E tornando un po', se posso, al discorso, perché prima scuotevo la testa sul discorso del governo Meloni, vabbè, poi ognuno ha le proprie opinioni ovviamente, e a me sembra che sia stato forse un po' troppo sopravvalutato l'apporto di questo governo rispetto a quello che poi è stato fatto, nel senso che a mio giudizio noi ci aspettavamo appunto, forse quando è stata eletta, una dilettante, in realtà non è stata una dilettante, però insomma non è che, voglio dire, abbia fatto grandissime cose. Quello che è stato fatto dal ministro Giorgetti, ma è quello che avrebbe fatto qualsiasi altro tipo di ministro all'economia, cioè avrebbe cercato di tenere in ordine i conti. Per il resto l'Italia è quella di prima, che subisce ovviamente le variazioni internazionali, quindi le guerre e tutto ciò che ne consegue. Beh, fa molto ridere sentir dire lo spread all'80%, eccetera, perché ci sono talmente tanti fattori, tipo il fatto che la Germania abbia subito una crisi incredibile, perché lo spread è legato a quelli che sono i tassi di interesse tedeschi, quindi insomma non è che... E quindi, ecco, io ritengo che allo stato attuale non 3 anni e mezzo di governo non abbiano portato nulla. Non dico che dall'altra parte ci sono grandissime alternative, ecco, chiariamoci subito, però ecco, in questo momento non possiamo certo gioire per questi 3 anni e mezzo, come in realtà cercano di fare appunto chi ha il governo, anche grazie a molte televisioni a disposizione, per cui passa il messaggio che c'è un sacco di lavoro, che la gente sta bene, i salari sono aumentati. A me sinceramente non pare, a te Mirella neanche, e quindi non so se sbagliamo noi o se evidentemente la narrazione è una narrazione irreale. Però è anche vero, Codognato, che neppure prima hanno fatto qualcosa per capire l'importanza anche dell'aumento degli stipendi e delle pensioni. Non mi sembra che qualcuno si sia preoccupato e abbia prevenuto e cercare di aiutare queste famiglie. Mi sembra che tutti sono stati fermi, anzi a loro si sono aumentati gli stipendi. Basta vedere cosa è stato combinato anche dopo l'euro. Pensiamo alle pensioni di reversibilità, a loro è rimasta intatta, agli altri gliel'hanno tagliata. Ma sono pochi, non bisogna... Tanto cominciamo a fare i numeri. Capite che
la gente a casa, io sono convinta che l'italiano poi non è così stupido, sono convinta, e sa benissimo fare i conti. Il problema è che non abbiamo armi per difenderci, non le abbiamo. Hanno tolto anche le preferenze. E allora se vai a votare, perché vai a votare ma trovi listini bloccati, persone che non conosci. E se non vai a votare perché non vai a votare, allora sbagli. Ma allora il sì è diventato no, il no è diventato sì. Hanno fatto un casino, ma l'hanno fatto tutti. 70 governi, Codognato, 70 governi, e siamo i penultimi della classe, siamo prima della Grecia, eravamo la quarta potenza mondiale. È vero che qualcuno ci ha fatto la cresta, però ci ha fatto la cresta il politico, non l'operaio, il cittadino, la persona per bene. Anzi, è quella che paga maggiormente. Le tasse le pagano solo quelle che sono veramente... il popolo paga le tasse, quello che veramente non può sfuggire, e gli altri? Non mi sembra che neppure la sinistra abbia toccato questo argomento, perché parliamo sempre della... E la sinistra cosa ha fatto in questo? Cioè noi abbiamo gli stipendi fermi da quanti anni? Da quanti anni? Le pensioni a 500 euro da quanti anni? Perché nessuno ha preso in mano la situazione? Perché è anche facile fare per sempre l'ultimo e prima... Perché noi dobbiamo guardare in generale, cioè non c'è miglioramento, questa è la verità, non c'è miglioramento da nessuna parte. Ecco, sentiamo Framba. Framba cosa dice? Anzi Framba, andiamo a vedere, perché no, è gelato. Di solito a Pasqua, si mangia anche un po' di pesce, qualcuno dice. Andate a vedere, sentiamo cosa dicono. Ecco, i rincari della pesca, la pesca in ginocchio. Andiamo a sentire, poi sentiamo Framba. Venezia. Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio anche il settore della pesca, già notevolmente provato, e i lavoratori sono pronti a fermare le barche e uscire poche volte alla settimana. Per la CISL Venezia il rischio è che le difficoltà del settore primario si ripercuotano rapidamente sull'intera filiera. Oltre ai problemi che già abbiamo, come il ricambio generazionale, i cambiamenti climatici, la continua riduzione dello sforzo di pesca da parte di Bruxelles, oggi abbiamo anche il problema del caro gasolio, un problema che ciclicamente torna legato alle vicende internazionali. Per Piva è necessario intervenire su due fronti per evitare che in poche settimane i prezzi aumentino ulteriormente. Il primo affrontando l'emergenza legata al caro gasolio, il secondo creando strumenti di tutela più solidi per i lavoratori. Bene un tavolo istituzionale che affronti e risolva questo problema, assieme alle parti sociali e alle organizzazioni di categoria. Oltre a questo chiediamo un'accelerata all'avvio di ammortizzatori sociali strutturati. Non è possibile che oggi il pescatore, il dipendente, abbia soltanto un'indennità di fermo di 30 euro che arrivano l'anno dopo senza un ammortizzatore sociale valido. Quindi sul piatto ci deve stare da una parte la risoluzione del problema del caro gasolio, ma allo stesso tempo l'avvio di ammortizzatori strutturali sociali. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Montanariello. Serve un intervento pubblico forte e importante, che non può essere delegato solamente a richieste, come spesso avviene da parte della Regione Veneto, al legislatore nazionale, ma servono anche interventi da parte della Regione. Ricordiamoci che dietro la pesca c'è un'intera filiera che va da quelli che sono gli indotti, le lavorazioni, l'enogastronomico, l'artigianato, il trasporto, e dietro alla pesca c'è un indotto di primissimo livello fatto di posti di lavoro e di economie che per il Veneto hanno un'importanza non trascurabile. Quindi che la Regione Veneto si attivi subito. Allora, Presidente Framba, come commentiamo? Prego. È una conferma di quello che anche io e anche Codognato, ma anche lei, continuiamo a dirci questa mattina. Il dato vero che tutti i pezzi di questa società, dal mondo produttivo al mondo, diciamo, del consumo, evidenziano come la situazione in conseguenza dell'evento tragico che è la guerra, la situazione è peggiorata. Tornando un po' al discorso di prima, quando si diceva guardate che la Confindustria ufficialmente ha detto che non accetta la scelta del governo per quanto riguarda il credito d'imposta. Non spieghiamo cos'è il credito d'imposta, ma Giorgetti
rispetto alle promesse fatte, ha di fatto ridotto al 30% quello che era ha modificato l'accordo con una riduzione del 70% di quello che era l'accordo fatto con Confindustria per quanto riguarda il credito d'imposta. Il gelataio dice che la situazione è grave per quanto riguarda la produzione del loro prodotto. È vero che è grave perché a fronte dell'aumento dei costi di trasporto, di quello che è l'aumento del costo dell'energia, un prodotto fatto attraverso l'utilizzo dell'energia può solo che aumentare. Il rappresentante del settore della pesca dice che c'è stato, ed è vero, un aumento in media dell'8%, e come diceva prima anche Codognato per quanto riguarda il cacao del 10%. Se poi ci mantiamo l'aumento del caffè o l'aumento delle uova, prendendo soltanto i prodotti che sono aumentati maggiormente, e adesso aspettiamo i dati relativi a marzo, si vede che c'è un impoverimento per quanto riguarda i consumatori, che è quello che diceva lei, Pirella. Bisognerebbe imparare a conoscere il mondo reale. Il dato vero è che negli ultimi 4 anni, purtroppo per delle situazioni catastrofiche a livello internazionale, la situazione che se prima era tranquilla, diciamo, dove non c'erano grandi contraddizioni, oggi invece, in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina, in conseguenza del Covid, in conseguenza di quello che è successo il 28 di febbraio, le crisi per quanto riguarda l'aspetto economico, quindi il consumo, sono aumentati in maniera a dismisura. I poveri sono diventati più poveri e non è finita, e quindi servono provvedimenti, serve un cambio di marcia che non può essere solo quello, come diceva Codognato, che capisco in una situazione di normalità tenere i conti in ordine. È che se tieni i conti in ordine oggi corri il rischio di bloccare le pensioni, di non fare assunzioni nel settore pubblico dove servono assunzioni, di conseguenza nel settore privato, se questo è il meccanismo, non si rinnovano i contratti. Per quanto riguarda il pubblico, logicamente non aumentano le pensioni, e aumenta la povertà. Aumentando la povertà aumentano le contraddizioni. Fermo Franco, perché abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, poi continuiamo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Buongiorno, buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Mirella, non volevo telefonare perché si ricorda queste cose, le ho dette 10 anni fa. Volevo 2 cose. Ecco, quando mi sono battuto perché l'elezione diretta del sindaco, che prima i comuni erano le stesse condizioni dei governi. Quando hanno fatto l'elezione diretta del sindaco, ha visto le cose si sono messe bene. Perché non hanno copiato la legge elettorale del sindaco, che praticamente chi vince per un voto ci governa, si sfiduciano il premier, si va a casa e si torna a votare, hanno un programma, e così vedrà che non c'è nessuno che tirerà per la giacchetta chi avrà 1 o 2 elettori, perché se dà le dimissioni il premier fanno votare come è adesso per il sindaco. Poi una cosa volevo dire sull'economia, che questo lo dico da 20 anni, quando l'economia era in mano al piccolo commerciante, al piccolo artigiano, praticamente hanno fatto grande l'Italia, perché i soldi non li aveva nessuno. Si immagini che nel mio paese nel 1970 c'erano 13 terreni alimentari, 3 macellerie, 3 panifici, erano 8 sarti di professione. Le sarte sono spariti tutto, non c'è neanche un negozio nel mio paese, c'è solo un panificio e è chiuso tutto. Così era anche nelle città. Lei basta che vada a fare un giro nelle città, vedrà che non vedrà più un casolino neanche là, e tutti andavano nel suo rione. Sono arrivate le americanate, come sono arrivato dappertutto, e visto che fine che abbiamo fatto. Poi quando il signore prima diceva che praticamente adesso sì, ma se mettono i conti in ordine praticamente si bloccherà tutto. Sì, ma quando nessuno ha sentito dei partiti, si ricorda, Mirella, perché la telefonata è registrata, si ricorda quando si sono inventato il 110. Ho detto, ma chi pagherà il 110? Si sono messi, quell'altro dal palazzo ha detto, tutti in galera, chi ha visto? Si sono messi a posto le seconde, le terze e le quarte case. Tutte le case popolari sono disabitate perché non hanno i soldi. Il 110 doveva essere fatto solo per il pubblico.
Cioè, è stato solo degli errori madornali che chissà quando andremo a termine, perché il primo ministro ha detto che l'avremo, e poi eppure se sente per televisione hanno tutti ragione, ma i conti si iniziano come fare una famiglia, invece questo non è così. Volevo il parere, buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie a te caro Gianfranco da Cessalto per quello che hai detto, lo so che lo dici spesso, il problema è che qualcuno dovrà pure ascoltare prima o dopo. Allora Fran, terminiamo il discorso e commentiamo anche quello che ha detto Gianfranco Valeri? Sì, allora è chiaro che è importante mettere i conti in ordine, però si tratta di capire quali sono le conseguenze, i provvedimenti che si assumono in una situazione normale. È la prima cosa che bisogna fare, è mettere i conti in ordine. Facciamo l'esempio della famiglia, è importante che i conti siano in ordine, ma se qualcuno sta morendo di fame si fanno anche i debiti per fare in modo che i conti siano in ordine. Questo mi dà l'occasione per dire che noi, per esempio, come Federconsumatori, ma credo che anche Codognato sia su questa linea, però poi eventualmente mi evidenzierà la sua posizione. Però noi continuiamo da tempo come Federconsumatori a dire che bisogna rimodulare l'IVA sui beni di largo consumo, perché l'IVA sui beni di largo consumo in una situazione come questa potrebbe essere ridotta. Chiediamo la creazione di un fondo di contrasto alla povertà, perché come dice lei la povertà è aumentata, se non ci fossero volontariato e associazioni di volontariato i poveri sarebbero molti di più. Chiediamo logicamente che ci siano delle verifiche, perché in situazioni come queste, guardate, un fenomeno che si crea è quello della speculazione, e dopo chiediamo che sulle bollette i cosiddetti oneri di sistema siano modificati, non siano a carico delle bollette. Per quanto riguarda l'intervento del signore che diciamo ha visto lungo, come dice lui, nel senso che sicuramente interventi precedenti aveva evidenziato i rischi che poi si sono concretizzati. Ricordiamoci che l'Italia è una repubblica parlamentare. Il premierato è un'idea della Meloni che comunque penso che a questo punto avrà messo nel cassetto, perché non è interessata, non è mai stato interessato il suo partito, soprattutto quello delle origini, a firmare la Costituzione del nostro Paese. Ricordiamola questa cosa, perché la Costituzione di questo Paese è stata firmata da forze che avevano fatto un determinato percorso e non c'erano in queste forze la forza originaria rappresentata in parte dalla Meloni. Poi è vero che si è modificato tutto il discorso della produzione, però è vero che il mondo è andato avanti. Una delle contestazioni che facciamo noi come Federconsumatori è per esempio rispetto il potere della grande distribuzione, gli artigiani, i piccoli negozi che hanno ancora un grande valore ma sono sempre meno e vanno salvaguardati, sono stati sostituiti dalla grande distribuzione. Grande distribuzione vuol dire accentramento, come potremmo dire, del potere per quanto riguarda la definizione dei prezzi da parte di quelli che sono i supermercati, per capirci, rispetto ai cosiddetti negozi di vicinato, non so, il panettiere, il fruttivendolo. Sì, che sono spariti. Abbiamo Adriano da Campalto, devo correre perché il tempo è tiranno, sono anche in chiusura. Vai Adriano. Intanto buongiorno a tutti, a lei signora e ai suoi ospiti. Voglio dire una cosa, sono stufo di sentire che sono metà italiano e metà europeo. A me sembra una presa per il culo. Mi scusi della frase. Parlate bene che è anche la settimana di Pasqua, parlate ma parlate bene. Allora dico, o siamo europei o siamo italiani, va bene? Quindi vuol dire che se siamo in Italia, per prima base dobbiamo avere rispetto delle persone, degli italiani, delle persone che giustamente hanno la pensione bassa, che hanno il reddito basso. Sono 10 anni che giustamente qui in Italia, visto prima la sinistra, dopo il centro, dopo questo, dopo l'altro, alla fine non abbiamo avuto niente, sia per il discorso delle pensioni, va bene,
per il caro vita. Qui non c'è un controllo dalla parte di chi dovrebbe veramente controllarci. E questo è la vergogna della signora destra, perché il signor Tremonti ha detto no, una volta c'era l'euro e c'erano le lire. Da quando ha detto il signor Tremonti, va bene, no, facciamo tutto uno, togliamo, che sennò la gente si fa confusione. No, la confusione se la sono fatta loro e ce la fanno a noi perché crede che noi siamo stupidi. Allora un caffè nel 2000 costava 800 lire, va bene? Adesso costa quasi 3.000 lire, voglio dire. No, sembra un po' esagerato, io capisco che il costo della vita tutto aumenta, ma abbiamo il diritto anche noi di avere qualcosa, se no torniamo alla scala mobile. Invito soprattutto quelle persone che parlano tanto, gli artigiani, gli industriali, quella gente, solo loro hanno il diritto. E noi chi siamo? Siamo italiani oppure siamo figli di buona donna? Punto esclamativo. Perché qui si deve ancora capire veramente la frase siamo italiani. E dopo quando c'è dei problemi siamo europei. No, io vorrei prendere con il signor olandese dell'Europa che vuole vedere i conti qua in Italia se sono a posto. Qui in Italia ci sono solo che soldi, basta volere e potere. Grazie, e chi ha il potere... Grazie Adriano, fammi andare avanti perché devo chiudere, sono anche in ritardo, ogni volta è veramente foro, ma vi do la parola perché la meritate. Allora sentiamo cosa Codognato, come commentiamo sia quello che ha detto Framba, siamo in chiusura, che è quello che ha detto il nostro ospite, le telefonate che abbiamo ricevuto. Il problema è che è sempre il popolo con le spalle al muro, non c'è niente da fare. Ma io penso, ma se andassimo alle elezioni adesso, ma vi rendete conto? Abbiamo già subito un referendum che è costato l'ira di Dio per non portare niente di niente, perché alla fine sapevamo già come andava a finire, è il quarto che fanno, il quarto che fa Cilecca, nel vero senso della parola, nel senso di dove si vorrebbe arrivare. I soldi che costano questi referendum, e adesso si parla di elezioni anticipate su un paese che è quasi allo stremo. Prego Codognato. Senti Codognato, ma ora ti ho fatto apposta col microfono, eh? No, ti ho fatto apposta e ora no, veramente vada, prego. Mirella. Voglio farmi sgridare. Ascoltami Mirella, no, allora chiudo perché so che c'è pochissimo tempo. Sottoscrivo tutto e lancio un appello al Presidente Stefani, perché ho visto che già l'ha messa da parte, però la proposta di adottare il massimo dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, che già esiste, ma la gente non lo sa, però per i redditi sopra i 50.000 euro, secondo me è fondamentale per pagare una parte di sanità che è al collasso. Quindi mi spiace, lancerò un appello tramite voi, ma credo che la proposta, tra l'altro, è stata fatta dal PD, credo, a questo punto, e debba essere accolta. Stiamo parlando del 7% dei contribuenti più ricchi che potrebbero mettere grandi risorse per la sanità territoriale, che è assolutamente disastrata. Scusami, ma concludo con questo appello. Sì, no, ma è un appello anche giusto. Il problema è, Codognato, che bisogna capire i rami secchi. Io ho i medici di famiglia che mi dicono che quando danno gli assegni, che lo devono dare per legge a persone che veramente possono farne a meno di quello assegno, ma possono veramente farne a meno. Ecco, non è possibile, ma nessuno... Cioè, dicono sempre, ma i numeri sono pochi, no? Intanto cominciamo a togliere i soldi a quelli che li hanno già e che non serve darglieli. Ma veramente parliamo di sanità, ma noi paghiamo assegni a persone che possono andarsi a visitare nelle cliniche private a fior di quattrini. Ma Codognato, ma è possibile che noi continuiamo a dire sempre che non ci sono soldi? Per forza finché diamo i soldi a chi veramente non li merita? Perché questo è, guardiamo gli stipendi. I soldi si prendono solo dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Allora, pensate, io vi racconto questo che voi non ve la date. Allora, sono andata alla presentazione di un libro, ecco, di un grande guerriero che abbiamo avuto a San Donà di Piave, ma ve la racconterò. E una persona che vive a Cuba ha detto, sentite bene quello che vi racconta la Mirella, questo non ve l'ha detto mai nessuno. Tanto i politici non sono pagati, sono tutti volontari. Tutti volontari.
Le persone prendono le sedie, qualcosa da mangiare e si siedono fuori della porta della casa dell'assessore, parlo semplice così capite, che sarebbe quello che governa, l'amministratore, e gli chiedono quello che ha fatto, i risultati che ha ottenuto. Si siedono fuori dalla casa e aspettano che lui dica tutte le cose che ha fatto e che vorrebbe fare, e se qualcosa non va fatto lo mandano a casa immediatamente. E io ho detto uguale a noi qua in Italia, a Codognato, stessa roba, anche noi stessa roba così, proprio stessa roba. Lo sapete? Politici a costo zero, visto che qualcuno dice che c'è la dittatura, le persone che si siedono fuori dalla casa del politico, l'amministratore di turno, per chiedere cosa ha fatto e se c'è qualcosa che non va lo deve fare, sono loro che gli dicono guarda che c'è quella cosa da fare, ma queste cose non vengono dette. Avete mai sentito? Guardate che sono cose vere che vi racconto, non sono favole o che qualcuno me l'ha raccontata. Allora Codognato, come chiudiamo veramente? Ecco, con quale augurio lei spera? Facciamo la politica, l'augurio ai nostri amministratori che sono delegati per fargli bene della comunità, non i propri interessi. Prego. Ma guarda Mirella, il primo augurio è che la finiamo con questi conflitti, con questa guerra, perché credo che ci cambierebbe molto. Per il resto, ma posso lanciare un autoappello che riguarda me o anche Federconsumatori, credo, e tutte le associazioni come noi. Se avete bisogno veramente rivolgetevi a associazioni come le nostre, perché abbiamo proprio il polso della situazione in mano, vivendo situazioni drammatiche, comunque situazioni di ogni tipo tutti i giorni, e possiamo essere veramente d'aiuto. Grazie veramente a Gianluca Codognato, Adico, Associazione Difesa Consumatori, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta invece il Presidente Maurizio Framba, Federconsumatori. Veloce Presidente, un saluto e augurio ai nostri amministratori. Sì, condivido quanto detto da Codognato. Il dato vero è che l'augurio può essere soltanto quello della pace, la cosa più importante, perché come dicevo prima la guerra distrugge, mette in discussione tutto e tutti. La guerra fa paura, ma a parte questo, l'esempio che faceva lei Mirella, quello Cuba, la politica del basso, è una cosa importante. Io sento molto malcontento le persone che dicono ma andare a votare non serve niente. Serve invece, serve perché la pressione di chi va a votare, a prescindere da come vota, nei confronti di chi viene eletto è fondamentale, e serve però una legge elettorale vera, perché finché i politici vengono scelti all'interno delle stanze dei partiti è evidente che c'è disaffezione. Io credo che i partiti che fanno la scelta di proporre riforme elettorali dove i nominativi delle persone che saranno votate vengono scelte all'interno delle stanze sono partiti che non meritano il voto. Io vorrei un sistema dove voto la persona che poi costringo, come diceva lei Mirella, a discutere direttamente con me sulle cose fatte e sulle cose che vuol fare. Questo è il vero impegno politico, e penso di poter parlare anche per Codognato, perché anche noi facciamo politica, vero? Quando risolviamo problemi o diamo suggerimenti facciamo politica, e facciamo questo tipo di attività /politica guardando in faccia le persone che abbiamo davanti e risolvendo problemi, come fa lei Mirella sicuramente all'interno del volontariato. Quindi la partecipazione è una cosa importante, la disaffezione invece o il disinteresse fa l'interesse di chi vuole questo meccanismo, che è quello dell'allontanamento delle persone dai problemi reali della vita. Quindi io auguro una buona Pasqua a tutti quanti, a lei e a Codognato, ma soprattutto a chi ci ascolta, che sia un periodo nuovo, anche se la vedo un po' complicata per quanto riguarda quello che sta succedendo all'interno del nostro pianeta. Grazie Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori, di essere stato con noi. Grazie ancora a Gianluca Codognato. Pubblicità. Siamo
Siamo con Luca Spavanetto, vicepresidente della Regione Veneto, in Consiglio regionale. Sentiremo delle parole importanti perché quello che è arrivato in questi giorni non è che ci fa stare tanti tranquilli. Ecco, questo nuovo presidente che tenta anche lui di seminare, ma per accogliere ne hai voglia. C'è sempre la famosa manina che esce zac e che ferisce. Allora, com'è la situazione, Luca Spavanetto? Cosa ci racconta? Ecco, perché noi non è che abbiamo tutte queste sensazioni piacevoli. Quando litigate ci fa dispiacere, perché siamo su un momento terribile. Abbiamo sentito anche dei rappresentanti molto autorevoli, infatti, di Consumi. Prego. Allora, intanto grazie Mirella e grazie ai telespettatori che ci seguono da casa e che ti seguono, insomma, perché questo programma è fatto da te in tutto e per tutto. Allora, noi siamo arrivati in un contesto diverso rispetto a quello che è la normalità, ovvero le elezioni a fine novembre. Con la giunta formata a metà dicembre, quindi con la scadenza di un bilancio da dover approvare, diciamo, di corsa, una serie di scadenze che ci sono a fine anno, soprattutto in termini di lavoro, sanità, sociale, insomma sui temi delicati che hanno necessità di risposte immediate, lavorando in dodicesimi, come si suol dire tecnicamente, ovvero non avendo un bilancio di prospettiva ma dovendolo approvare. Beh, insomma, penso che, e con, tra l'altro, apro, chiudo parentesi, le Olimpiadi, le Paralimpiadi che hanno organizzato, ma che comunque avevano dei dettagli ancora in corso, e quindi insomma diciamo che è stata una giunta che fin dal primo giorno si è dovuta mettere al lavoro, ed effettivamente posso dire che ogni collega sulle sue materie ha lavorato molto bene. Il presidente Alberto Stefani, insomma, sta lavorando su determinati temi, insomma li vedi soprattutto tu perché sono i temi che ti interessano, e hai visto che questa giunta sul sociale, diciamo, sta investendo molto. Chiaramente stiamo parlando di 3 mesi di una nuova giunta e di una nuova, diciamo, linea politica. C'è un consiglio regionale, quindi non solo la giunta ma anche un consiglio regionale fatto da persone nuove, perché tu vedi che molti dei volti che vedi in consiglio regionale sono nuovi, quindi sono comunque amministratori con lunga esperienza sul proprio territorio, ma che comunque lì si affacciano per la prima volta. Aria nuova, diciamo aria nuova. Sì, però devo dire anche una cosa, che io adesso le litigate che tu hai detto, non so se sono magari i battibecchi tra maggioranza e opposizione, come si suol dire, insomma, però... Anche tra maggioranza e maggioranza. Ma no, allora, in verità no, perché anche nell'ultima settimana, dove abbiamo approvato il documento di economia e finanza regionale, che è, diciamo, la linea guida per andare al bilancio, e ci andremo fra 3 giorni, già da domani inizieremo appunto il percorso del bilancio. Intanto lo approveremo in tempi, diciamo, molto ristretti rispetto a quelli che erano i tempi iniziali, e soprattutto, diciamo, che c'è stata data molta attenzione, ma soprattutto c'è stata, grazie anche forse a questa nuova compagine, una grande discussione in Consiglio regionale, e quindi anche un punto di incontro tra maggioranza e opposizione su determinati temi, e questo ci tengo a dirlo perché è fondamentale, perché altrimenti chi poi ci segue da casa pensa che la politica sia quella del salotto magari di Rete 4 la sera, dove litigano continuamente e si beccano. Qui invece non si litiga, si racconta. Su certi temi è giusto anche incontrarsi, e devo dire che l'approvazione di molti emendamenti proposti dall'opposizione, come naturalmente il buon senso da parte della maggioranza di non creare un muro contro muro visti i numeri che ci sono, beh, insomma, penso che sia stato a favore dei veneti e quindi non solo a favore del partito politico. E ve ne diamo atto, Luca Spavanetto, Fratelli d'Italia, che veramente è una regione cambiata. Prima c'era Lega, non c'era niente da fare, tutto Lega. Adesso forse c'è un cambiamento nuovo, il problema è che ci sono 2 leghe, Luca Spavanetto, bisogna vedere se lasceranno anche lavorare questo presidente, se vi lasceranno portare avanti il bene del paese, perché è quello che state cercando di fare. Se l'opposizione ha qualcosa di buono, perché no? Perché non condividere? E mi sembra che questo nuovo presidente, Alberto Stefani, sia partito col piede giusto. Non voglio polemiche, ma vogliamo lavorare per il bene del territorio. Cos'è il bene del territorio? Ecco, con quello che ha spiegato, cercare anche di condividere. Se le cose devono essere fatte per il bene, vanno fatte indipendentemente se collaboriamo con l'opposizione, perché là trovare l'aggancio. O sbaglio, Pavanetto? Sì, allora hai detto bene. Dalla prima giunta, diciamo, e devo dire che il presidente Alberto Stefani, con la sua esperienza sia di sindaco che di parlamentare, devo dire una persona che cerca in ogni modo, nonostante i tempi e nonostante sai benissimo gli impegni che può avere un presidente
della Giunta regionale del Veneto, ma cerca di prepararsi su ogni tema che viene portato in Giunta, e quindi penso che questo sia fondamentale, sia in un lavoro di squadra ma soprattutto di coordinamento. Quindi non dettare solo una linea, ma di condividerla insieme alla squadra stessa. E su questo, per esempio, uno dei primi atti che ho compartecipato come assessore al lavoro e insieme all'assessore alle politiche sociali e al Presidente stesso è stato quello appunto di recuperare il più possibile i fondi e cercare di investirli su quello che è in questo caso l'emergenza casa, piuttosto che tutto l'ambito sociale. Quindi devo dire che le prime giunte che ci sono state, le prime 2 giunte, hanno visto non solo l'investimento, anzi il recupero di 50 milioni, ma altri 35 quella dopo, e continuiamo ad andare avanti grazie all'assessore al bilancio Giacinti, che sta cercando di recuperare risorse sia per dare delle risposte naturalmente ad ogni esigenza del territorio, ma in particolar modo sul tema del sociale. Il Presidente Stefani ha dettato una linea, l'agenda di questi 5 anni appunto è quella di cercare di superare quello che è l'emergenza casa. Noi abbiamo visto, permettimi questa particolarità, dopo il 2020, cioè con il Covid, noi abbiamo lavorato sul tema della sanità in emergenza-urgenza, così si suol dire, e quindi non in programmazione. Oggi siamo arrivati, diciamo, ad una stabilità, seppur comunque con ancora dei problemi in corso per quanto riguarda la sanità, e quindi possiamo lavorare su una programmazione. Oggi l'urgenza e l'emergenza è sulla casa, è sul sociale, è sul disagio giovanile, è su questi temi, e il Presidente Alberto Stefani ha dato l'indirizzo su questo. Allora andiamo a vedere questa maratona in Consiglio regionale e poi la commentiamo con Luca Spavanetto, Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio regionale. Un documento presentato dalla stessa maggioranza che si cambia, e molti temi erano uguali, molto simili a delle proposte che la minoranza aveva fatto con i propri cambiamenti. Un documento che non aveva senso, e alla fine, dopo vari balletti, è stato in modo surreale ritirato. Di figuraccia parla il centrosinistra sul ritiro del maxi emendamento presentato dalla Giunta e poi ritirato. Lo scontro aperto all'interno della maggioranza durante la maratona di 3 giorni per l'approvazione del DEFR, il documento di economia e finanza regionale che delinea le basi e le linee strategiche per quello che sarà il bilancio che sarà votato la prossima settimana. Essendo molti di noi anche alla prima esperienza, qualche piccolo incidente di percorso, qualche piccola incomprensione può starci, visto che è una fase molto importante e abbiamo iniziato la legislatura da pochissimi mesi, quindi si era pensato di presentare un maxi emendamento dalla maggioranza, da alcuna parte della maggioranza, per arricchire il testo. Poi naturalmente si è visto che era un po' superfluo, che comunque può essere arricchito anche in un'altra maniera, e quindi non è stato presentato, e la discussione poi è proseguita in maniera veloce. Dal presidente della prima commissione, esponente leghista, nessuno strappo, nessuno scontro, solo puro e semplice confronto. Non ne sono d'accordo le opposizioni, preoccupate che l'impasse accaduto nelle ultime 48 ore di Consiglio regionale si ripercuota anche negli anni a venire. Uno smontamento della maggioranza, rapporti interni, sicuramente qualcosa che poteva far perdere tempo per liturgie all'interno della maggioranza. La maggioranza è totalmente divisa. Emendare un proprio documento, che tra l'altro è il documento che programma le politiche regionali per i prossimi 3 anni, è veramente un autogol. Vuol dire che non si accordano. Evidentemente l'esito del referendum ha avuto degli effetti anche qui. Nonostante le divergenze, i tanti emendamenti da approvare, l'intento comunque dal centrodestra al centrosinistra è quello di arrivare il prima possibile all'approvazione del bilancio. La collaborazione con l'opposizione, tra maggioranza e opposizione, anche in sede di prima commissione bilancio, è stato positiva. Diciamo che c'è stato un confronto anche acceso a volte, ma sempre in maniera corretta e anche propositivo. L'obiettivo di tutti è quello di approvare prima possibile il bilancio, visto che siamo in un esercizio provvisorio. Ma se da un lato si vuole porre le basi per il lavoro futuro e la programmazione regionale, dall'altro l'opposizione rivendica la debolezza del bilancio che si discuterà tra il 31 marzo e il 2 aprile. Vediamo che è un bilancio in cui avremmo voluto più coraggio e più visione. Allora, Luca Spavanetto, vicepresidente del Consiglio Regione Veneto, come commentiamo questo servizio che abbiamo visto? L'importanza è fare squadra.
siccome non voglio portare via posti ad altri, sono vicepresidente della giunta regionale. La giunta regionale. Il capogruppo è Claudio Borgia, il vicepresidente del Consiglio è Francesco Rucco. Detto questo, allora, noi abbiamo approvato in giunta il bilancio che poi viene portato in aula e quindi può essere naturalmente emendato. Su questo tema sono stati ricavati, perché bisogna dire intanto ricavati, poi verranno naturalmente investiti 69 milioni di euro per quanto riguarda l'emergenza o comunque diciamo l'urgenza su famiglie e anziani nelle RSA, perché sappiamo che c'è anche quel problema del costo delle RSA che in questi anni è aumentato e non si riesce a coprirlo totalmente, i 3 milioni di euro per i caregiver, che anche questo è fondamentale, tu sai cosa vuol dire, insomma le associazioni che tu segui hanno molta necessità di accompagnare le persone o comunque di seguirle, e poi una cosa per quanto riguarda invece la sanità che è molto legata al sociale, perché sappiamo che poi il disagio non nasce solo dal comportamento ma nasce anche magari dalla fatica di arrivare alla cura o di seguire la cura, 17 milioni di euro per la medicina territoriale. Ecco, io penso che questi 3 dati per questo bilancio rispetto ai precedenti siano comunque un ricavo. Dopodiché, Mirella, mi dici bastano? No, non bastano, perché sappiamo benissimo cosa vuol dire 3 milioni di euro per l'edilizia residenziale, sociale, vuol dire in un mare magnum di quello che sono i costi dell'edilizia oggi, sono pochi, ma sono un punto di partenza almeno su determinate situazioni. Devo dire la verità che nella conferenza stampa dei primi 100 giorni, che insomma da pochi giorni abbiamo diciamo celebrato, perché festeggiato sarebbe una parola grande, abbiamo celebrato, il presidente Stefani ha presentato un portale che verrà utilizzato proprio per scopi sociali o comunque di utilità pubblica, mettendo in rete le aziende che hanno necessità di investire sul sociale. Tu sai che ci sono determinate aziende che per fatturato devono comunque investire sul sociale, e quelli che sono le necessità del territorio. Mi spiego meglio, tu dici ma quelle aziende lo facevano già, certo, ci sono aziende che per fatturato o per avere dei parametri all'interno dei propri bilanci devono investire sul sociale o su iniziative sociali. Bene, questa cosa qui però spesso e volentieri non andava a braccetto con quelle che erano magari le richieste del territorio, perché magari un'azienda viveva un territorio piuttosto che un altro. Questo diciamo portale servirà per comuni, province o città metropolitane di Venezia e naturalmente Regione Veneto, per dire noi proponiamo i progetti che sono necessari al territorio, cioè la politica fa sintesi su questo e dice serve un RSA su un territorio dove magari siamo totalmente scoperti, o serve l'aiuto magari all'asilo nido di un comune perché è in deficit o perché hanno problemi, piuttosto che progetti anche strutturali su questo, e dove queste aziende possono, compartecipando naturalmente alla spesa, investire i propri utili. Allora io penso che questo sia un ulteriore passo, cioè per cercare di fare quello che già fai tu, come fanno tante altre associazioni, quello di mettere in rete il privato, che spesso e volentieri è sensibile, perché non è vero che non lo sia, tu hai, penso, molta disponibilità a molte aziende che ti vengono incontro per dare una mano a delle famiglie che non riuscirebbero ad incontrarsi nelle esigenze se non ci fossi tu oggi che fai da tramite, piuttosto che tante altre realtà e tante altre associazioni. Ecco, quindi anche questo è un punto di partenza, insomma, di questa nuova giunta, che ha naturalmente altri 4 anni e 9 mesi per partorire qualcosa di utile, visto che abbiamo i 9 mesi in mezzo. Sarà utile anche, consigliere Pavanetto, presidente Pavanetto, Lucas Pavanetto, di capire che questi portali sono impossibili. Entrare nei vostri portali, parlo in generale, è un'impresa titanica. Allora, vogliamo capire che forse per fare anche questo gioco di squadra, perché alla fine è un gioco di squadra, dovete semplificare, parlo perché è importante quello che ha detto. Ecco, diamo la possibilità, però dobbiamo avere anche la possibilità di entrare facilmente. Guardate che veramente è impossibile entrare su questi portali. Ecco, anche qua la burocrazia è un sistema come di frenata che di accelerazione. Cercherete anche di capire l'importanza anche di semplificare? Sì, su questo c'è una delega specifica che è la sburocratizzazione, quindi ogni atto che verrà, diciamo, sburocratizzato verrà messo in, diciamo, a conoscenza dei cittadini, perché spesso e volentieri magari non ci si accorge, però anche piccole cose che verranno fatte in maniera magari molto più leggera sono utili per facilitare.
Dopodiché, vero sì, a volte i portali magari non sono così comprensibili, lo abbiamo visto, io ho sentito spesso quando vengo qui a trovarti anche quelli dei comuni stessi, anche se negli ultimi anni sono stati, diciamo, regolamentati da una norma nazionale che ha dato la possibilità di essere tutti uguali, perché altrimenti trovavamo siti di un comune all'avanguardia dove le notizie ti arrivavano dirette e siti di comuni dove le notizie non riuscivi neanche a trovarle se andavi alla ricerca di quelle notizie. E quindi penso che questo sia... Adesso io ho parlato di un portale molto più tecnico dove naturalmente non è il cittadino che va a vedere o a proporre quella cosa, ma che potrebbe comunque farlo nella trasparenza, ma tu parli giustamente di altri servizi. Io credo che effettivamente i nostri sindaci però su questo, al di là dei portali, quindi se io ho un'esigenza, se io ho un'emergenza sociale in questo momento, apro il portale di qualunque comune e vado alla ricerca, credo che però la maggior parte dei sindaci sono più trovabili velocemente rispetto al portale stesso, ma perché su questo, insomma, una nota in merito, insomma, di merito ai sindaci che, insomma, sono, diciamo, il front office, sono le prime persone alle quali, quando un cittadino ha un problema con qualunque tipo di istituzione, hanno, diciamo, il rapporto primario, e quindi bisogna dire grazie a loro che sono sempre disponibili. Dopodiché a volte magari ci si perde nella burocrazia, ci si perde magari nel dirigente che dice di no e quant'altro, però penso che poi alla fine la maggior parte dei sindaci cerca di fare sintesi e dare una mano, insomma, ai cittadini che hanno bisogno. Allora, un altro servizio che andremo a vedere, che è la spina dorsale del paese, era adesso un po' meno, è la Confartigianato. Sentiamo cosa dice su DFR. Andiamo a sentire e poi lo commentiamo. La votazione è chiusa, grazie. Il provvedimento ovviamente è passato. Dopo 3 giorni di lavoro in Consiglio regionale, quasi 600 emendamenti visionati, approvato il DEFR, Documento di Economia e Finanza 2026-2028. 72 ore che hanno visto delle incomprensioni interne alla maggioranza, non senza tensioni con l'opposizione per la presentazione del maxi emendamento proposto dalla Giunta, poi ritirato. Un documento che segue il programma elettorale di Alberto Stefani, quel programma elettorale che gli ha permesso di vincere le elezioni a novembre del 2025 e che guarderà l'amministrazione, il futuro dell'amministrazione fino al 2030. Il presidente Alberto Stefani ha sottolineato che in un contesto complesso come quello attuale la Regione deve agire con responsabilità e visione, puntando su sanità, sociale, sviluppo economico, giovani e autonomia. Tante cose all'interno di questo documento, una tutela e una promozione, diciamo, delle attività del sociale, della salute, della famiglia, degli anziani, ma anche un'attenzione allo sviluppo tecnologico delle imprese. Ma è da Confartigianato Veneto che arriva la stoccata, forte e giusta, la centralità alla sanità, ma il DEFR, fanno sapere gli artigiani, presenta un forte squilibrio nella distribuzione delle risorse a favore del sistema produttivo. Le piccole e medie imprese, si legge nel comunicato diramato, rappresentano oltre il 95% del tessuto economico, ma ricevono appena lo 0,8% dei fondi, in un contesto, evidenziano, già segnato da difficoltà di accesso al credito. Al centro anche il tema infrastrutturale e quello delle competenze, sempre più critico per il sistema produttivo. Nel dibattito sulla manovra viene indicata anche l'IRAP come leva da valutare in una strategia complessiva di rilancio. Prego, commentiamo il servizio, Luca Spavanetto. Allora, come dicevo prima, in verità la maggioranza ha discusso sul DEFR, ma aveva proposto un maxi emendamento che in verità non è stato fatto perché altrimenti avrebbe vanificato tutto il lavoro degli emendamenti dell'opposizione. Quindi credo che quando l'opposizione dice che la maggioranza ha avuto problemi interni, forse non si rende conto che grazie alla responsabilità della maggioranza di condividere un documento con gli emendamenti dell'opposizione si è cercato di fare, diciamo, un lavoro che per anni non è stato fatto, perché bisogna dire questo. Quindi, però giustamente la minoranza fa il suo ruolo e quindi deve avere un po' di visibilità e quindi cerca di attaccarsi a queste polemiche che spesso magari risultano inutili, ma penso che i cittadini su questo sappiano. Per quanto riguarda invece quelle che sono un po' le criticità che sono state manifestate da qualche associazione di categoria, credo che come tutti i documenti, anche quelli dei sindaci di inizio mandato, piuttosto che
ci sia, diciamo, un'esigenza primaria. Il Presidente Stefani, questa Giunta, oggi, come dicevo prima, nell'emergenza urgenza, soprattutto sociale, soprattutto quella dell'abitare, soprattutto quella, diciamo, della necessità degli anziani, dei caregiver e quant'altro, ha puntato di più rispetto ad altri temi, certo. Però io ricordo una cosa, e questo penso che tu insomma lo abbia visto e abbia anche telefonato in merito a questo spesso e volentieri. Ci sono aziende, visto che parliamo di artigiani piuttosto che di commercianti e quant'altro, che non trovano personale perché non riescono a trovare poi l'abitazione per questo personale. Quindi non solo c'è il rischio che questo personale non arrivi, ma quando arriva magari sta poco perché poi si trasferisce dove magari riesce anche a trasferire la famiglia. Quindi noi perdiamo una professionalità che magari era valida, ma anche tutto quello che abbiamo investito su quella professionalità e anche la perdita di una famiglia che poteva magari spostarsi da qualunque parte dell'Italia o anche dall'estero nel nostro territorio, sul nostro territorio. Quindi quando noi andiamo a investire sul sociale e diamo possibilità agli asili nido di poter, diciamo, accudire i nostri bambini e quindi permettere non solo al papà ma anche e soprattutto alla mamma di poter tornare al proprio lavoro. Quando oggi più che i bambini sono gli anziani, tra virgolette, diciamo, no il problema, ma l'anziano da accudire spesso e volentieri che non ha un servizio rischia di essere, diciamo, di peso ad uno dei due lavori dei genitori e quindi oggi c'è la situazione dove non solo c'è il bambino ma c'è anche l'anziano che non riusciamo a dargli un'alternativa rispetto magari a un RSA piuttosto anche magari a uno spazio, diciamo, diurno dove magari poter passare del tempo in modo da permettere a queste persone di portare avanti il proprio lavoro. Quando noi non riusciamo a trovare una casa ad un lavoratore, quindi non solo a chi ha l'emergenza della casa, cioè chi non riesce a trovare una casa con la propria famiglia, che quella è un'emergenza urgenza, diciamo, molto più importante, ma anche al lavoratore stesso che vuole insediarsi su un territorio per cercare di stare vicino al proprio lavoro, o non gli offriamo il servizio di trasporto per arrivare al luogo di lavoro, perché magari uno dice vabbè io abito anche a 30 km da qua, ma ci sarà un treno che passa, un autobus che passa, piuttosto che darmi un servizio per andare al lavoro, beh, è chiaro che quello fa parte del mondo produttivo. Quindi anche questa, diciamo, criticità, se fatta magari sui temi, diciamo, puntuali, rispetto agli investimenti eccetera, possiamo anche accettarla perché ci siamo concentrati su altre questioni, ma penso che queste oggi siano l'emergenza urgenza alle quali dare risposte e su questo non solo i cittadini ne hanno beneficio ma anche tutto il sistema produttivo. Però noi vediamo e continuiamo a vedere che si costruiscono appartamenti di lusso invece di costruire appartamenti per le famiglie o ristrutturare quello che c'è già nel territorio. Allora anche qua bisognerà prendere una linea guida perché giustamente il lavoratore che si sposta ha bisogno di trovare case non ce ne sono, affitti impossibili, bisognerà pure intervenire in qualche maniera perché questa linea non produce niente. Allora, per quanto riguarda il mercato immobiliare credo che sia molto molto ristretto a poche zone, quindi magari a centri storici di pregio piuttosto che a centri turistici e in Veneto insomma abbiamo sia Jesolo che Cortina che insieme a Milano in tutta Italia sono tra l'altro tra i valori immobiliari molto più alti. Questo è un pregio naturalmente per le nostre località, dall'altro crea naturalmente quel divario come dicevi tu, però attenzione che noi abbiamo migliaia di appartamenti sfitti di privati che non vogliono affittarli perché hanno la paura poi di non riuscire a ritornare, diciamo, in possesso nel momento in cui magari una famiglia, una persona o chi è il locatario non paga l'affitto. Allora è chiaro che su questo è un tema che a livello nazionale si sta affrontando, si è affrontato. C'è sempre un problema però poi dell'emergenza della prima casa, come si è visto già. Che manca. Esatto, cioè, ovvero io posso anche non andare incontro a chi, diciamo, ripetutamente non paga l'affitto, però è chiaro che se poi all'interno ho una famiglia con un disagio, quello lì non è, diciamo, un capriccio, quello lì è un'emergenza sulla quale i comuni possono contribuire se naturalmente poi arrivano le risorse o da regione o dal nazionale. E quindi penso che su questo qualcosa si stia muovendo. Dopodiché, ripeto, l'azione su questo ci sono già degli interventi. Quello che noi abbiamo messo con l'edilizia sociale non è
costruiamo appartamenti nuovi, ma può anche essere l'integrazione di andare incontro a determinate realtà, insieme naturalmente alle imprese che magari riescono a dare un appartamento non solo al lavoratore ma anche alla famiglia, magari a prezzi calmierati, proprio perché questo si riesce, e poi soprattutto nello sfitto, nel marasma diciamo degli appartamenti che oggi non sono affittati, c'è anche una questione di sicurezza e di qualità della vita che magari devono naturalmente sistemare, che per oggi per costi sono enormi. Oggi comunque il costo dell'edilizia per il costo delle materie dopo il famoso super bonus sappiamo benissimo che è aumentato esponenzialmente, e quindi a volte ci troviamo nell'entroterra a avere quasi prezzi da villaggi turistici, quindi penso che insomma ci sia qualcosa che non fare funziona. Un po'. Allora, ormai siamo in chiusura, la settimana di Pasqua, domenica è Pasqua, allora un minuto per fare gli auguri di Pasqua a queste famiglie, a queste persone che la stanno guardando, a queste fragilità alle quali Mirella tiene molto. Quale augurio, Luca Spavanetto, Presidente? Ma allora, Pasqua è il momento della risurrezione. E quindi per noi cristiani, e quindi penso che sia per tutti un momento diciamo di ripresa, di rilancio, e quindi anche alle famiglie che magari oggi vivono una difficoltà poter far capire che c'è, come in tutte le cose, una politica che invece cerca di ascoltare e cerca di risolvere i problemi e si mette naturalmente in prima linea. Ecco, noi speriamo, l'augurio è che possiate vederci con questi occhi, perché, ripeto, rispetto magari ad anni di mancanza di risposte, come magari, parlo naturalmente nella lunga diciamo, attività politica che abbiamo visto in generale in tutto il nostro contesto nazionale, ci possono invece oggi essere persone, sia a destra che a sinistra, che mettendosi insieme riescono a risolvere i problemi sul territorio, e penso che questo insomma i nostri sindaci sul territorio lo fanno già, noi amministratori regionali lo facciamo per la nostra parte. Ecco, l'unica cosa che diciamo, siamo qui Mirella oggi, e io ti ricordi già l'altra volta quando ti dissi ti do il numero di telefono, fammi chiamare, perché c'era quell'associazione che non aveva più diciamo, la possibilità di partecipare, che non era riuscita a partecipare al bando. Ecco, essere naturalmente a disposizione dei cittadini come noi dobbiamo essere, quindi a servizio della comunità. Ecco, io dico questo, quindi l'augurio è quello di passare una buona Pasqua, ma soprattutto avere anche la speranza sempre accesa per poter insomma, andare avanti. Grazie a Luca Spavanetto, vicepresidente della giunta regionale, veramente che sta cercando anche di capire, di essere vicino alle persone, come ha detto il presidente Alberto Stefani, perché è questo che vogliamo da voi e non chiediamo niente di più. Grazie, pubblicità, anzi il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo in una località vicino a Bassano, perché dobbiamo aiutare un uomo questa volta, un uomo che è venuto in trasmissione e che mi ha chiamato e mi ha detto: Mirella, non ce la faccio, vieni a aiutarmi perché non ho niente, non ho soldi, non ho da mangiare, non ho niente. Chiedere per certe persone diventa un po' un problema, però lui è stato bravo perché ha vinto questo problema, nel senso che ha detto: non mi devo vergognare di chiedere se ho bisogno, perché in fin fine chiedo solo un lavoro e in questo momento di essere aiutato, perché così non posso andare avanti. È una persona per bene che noi, vi ripeto, abbiamo già conosciuto, e adesso siamo qua in questa casa dove lui è ospite, perché? Per aiutarlo. Eccolo qua. Ciao Mario. Ciao Mirella, grazie di quello che hai fatto, è stata una sorpresa ieri quando mi hai chiamato, perché proprio non me l'aspettavo così velocemente. L'azienda è entrata in crisi nel 2013 e dal 2013 poi, data anche la mia età, non riesco più a rientrare nel mondo del lavoro. Quindi adesso vediamo un po', può darsi anche che attraverso questa trasmissione qualcuno mi offra un lavoro, data la mia professionalità. Cosa sei tu? Che professione facevi? Io facevo imprenditore edile nella bonifica amianto e coperture industriali, ma ho fatto un po' di tutto. Ho fatto il rappresentante di oreficeria, solo spagnolo, l'inglese me la cavo, il francese lo stesso, quindi. Però l'handicap sono i 64 anni compiuti tra l'altro il 15 maggio. La dignità non la perdo, bisogna sempre andare avanti e certe volte, come in questo caso, avere anche il coraggio, con tutta dignità, di chiedere aiuto di qualcuno.
Pensate che lui non voleva venire in trasmissione perché giustamente non è facile affrontare le telecamere. Come sei riuscito a battere questa tua ritrosia? Perché sono un chiacchierone, forse, fondamentalmente. Sono un chiacchierone, però c'è tanta gente che vorrebbe mai richiedere l'aiuto di questa straordinaria, posso chiamarla onlus, vabbè, chiamiamola organizzazione, di questa straordinaria televisione. Però non lo fa proprio per il discorso della vergogna. Non bisogna vergognarsi, perché una volta si è su, una volta si è giù. Mamma quanta roba, Mirella. Mamma. Vabbè, non è che posso venire a Bassano tutte le... Mamma, quanta roba. Quanta roba. Cioè, non ci sta, Mirella, non ci sta. Siete grandi. Allora, questa è la spesa e adesso Mario, la Mirelluccia, prende un'altra cosa. Allora, questo assegno, eccolo qua, prego, ti permetterà di respirare un pochino. Speriamo che tu trovi un lavoro e certo, pagarti le cose che sappiamo noi, e dopodiché riprenderai a vivere. È quello che chiedo, di restituire tutto quello che mi viene dato, ma soprattutto di poter trovare un lavoro. È molto difficile, però, come ho detto in trasmissione, domani è un altro giorno, quindi bisogna sempre andare avanti.